Buongiorno, ho aperto questo sabato 1° gennaio 2025 con un'angoscia nel cuore che mi spaventa. Non ho mai provato tanta tristezza. La tristezza di vedere sciolta questa orchestra meravigliosa, veneta, tutti i ragazzi del Triveneto, dai 12 ai 22 anni, perché non è stata supportata. 20 anni di storia, più di 1000 ragazzi sono passati in questa meravigliosa orchestra, ripeto, dai 12 ai 22 anni, nel silenzio totale di chi doveva supportarla. Questo presidente, che è anche ammalato, ha cercato in tutte le maniere, ha bussato a tutte le porte, ve lo dico per cosa certa, e nessuno l'ha sostenuto, perché non interessa. Chi è questo presidente? Cos'è questa orchestra? Io penso che sia un fallimento della politica, dove tutti i giorni vediamo questi giovani che hanno preso una visibilità incredibile con degli atti veramente squallidi. Ma perché? Perché nessuno ascolta. Poi vediamo questi ragazzi che studiano, che si impegnano, non trovano un posto da suonare. A Natale hanno dovuto andare in una chiesa perché non hanno trovato nessun posto dove andare per suonare a Natale. È stata l'ultima orchestra che abbiamo visto alla vigilia di Natale e poi più niente. Allora io mi domando cosa sta succedendo, chi è che deve ascoltare e che non ascolta. E poi abbiamo visto questo bambino sulla spiaggia, dove i fucili sono puntati su questi barconi che arrivano, questi povere persone, poveri bambini, questi, quanti di questi? E poi abbiamo, come dico tutte le mattine, queste bande che arrivano dall'est, che mettono a fuoco e fiamme i paesi e se tornano a casa indisturbati. Queste navi che va su e giù, portare indietro, portare avanti. Allora la gente a casa si domanda, ma perché devo andare a votare? Chi è che voto? Cosa succede? Pensate il messaggio che è arrivato a questi ragazzi che non hanno avuto nessun supporto, nessun ascolto. A Natale io sono andata a vederli, quando hanno suonato in questa chiesa, che ringrazio questo padre che li ha accolti, non c'erano autorità, non c'era nessuno. Allora io vorrei chiedere e saluto Mario Dalle Carbonare, dirigente scolastico Liceo Da Vinci. Grazie professor Carbonare di essere qui, veramente grazie. Saluto anche il dottor Roberto Bett, consigliere regionale del Veneto Lista Zaia. Buongiorno Bett, grazie anche a lei di essere qui. Chi sono i nostri giovani Dalle Carbonare? Sono questi e sono tanti che si impegnano, lei ne è un esempio anche con la sua scuola. Ieri ho avuto anche la professoressa Cordova con il teatro. Oppure cerchiamo di puntare i fari su quei pochi, perché a mio avviso sono molto pochi rispetto a quelli bravi che si impegnano, che cercano di dare il massimo. Perché forse questi atti vandalici fanno più notizia di questa orchestra che suona o di questo bambino o di tanti bambini e tante persone che abbiamo visto morire. Prego Dalle Carbonare. Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Chiaramente io non sono un sociologo e vedo una piccolissima porzione con i ragazzi che abbiamo qui a scuola. Per quello che può valere, francamente credo che sia una minoranza quella che poi finisce nelle cronache per eventi di nera o comunque di violenza o di confusione o malavita. Credo che la grandissima parte dei ragazzi, a prescindere dalla scuola che frequenta, si impegna, lavora, ha una vita normale come tanti altri, ce ne sono alcuni che sono molto più impegnati, molto più dinamici, però ripeto, pur non essendo né un sociologo né altro, non credo che quelli che finiscono agli onori della cronaca purtroppo nera siano la maggioranza, anzi penso di potermi esporre in questo senso. E questa orchestra che nessuno ha supportato, lei come dirigente, come vede questi ragazzi? Che messaggio arriva a questi ragazzi quando dopo tanti anni di studio, di sacrificio,
ecco, ricevono questo messaggio: sciogliamo tutto perché non abbiamo trovato i fondi, lo sponsor. Che messaggio arriva? Lei se ne intende di ragazzi, anche se non è sessuologo, non è sociologo, però lei convive e vive tutti i giorni con questi ragazzi. Non le sembra che sia arrivato un messaggio devastante? Lo è, ma non è molto diverso purtroppo dal messaggio che arriva a tanti ragazzi nostri che finita l'università o durante l'università trovano collocazione lavorativa, occasioni di lavoro, anche stipendi diversi in altri paesi europei. Per carità, stiamo all'interno dell'Unione, è la casa di tutti, ci mancherebbe, però il fatto che molti dei nostri studenti e delle nostre studentesse, che noi comunque formiamo come sistema paese, come scuole, come università, come anche, diciamo così, occasioni di aggregazione e di crescita culturale, l'orchestra è una di queste ovviamente, era purtroppo, e poi scelgono o devono scegliere di lavorare in altri paesi dell'Unione, per carità. Ecco, questo comunque è un messaggio che non invita tanti dei nostri studenti a rimanere. E ripeto, non è solo questione di soldi e di stipendio, è anche questione di soldi e stipendio, è questione però anche di prospettive di vita, di capacità di crescita, di possibilità anche imprenditoriali, perché non sto parlando soltanto di chi fa ricerca universitaria, ma di chi poi si impegna nel mondo del lavoro, crea impresa, crea lavoro per gli altri. Sentiamo anche come commenta il dottor Roberto. Bet, prego Bet, come commenta? Prego, sia quello che ho detto io che quello che ha detto Mario Dalle Carbonare. Intanto ogni volta che si chiude un'attività culturale, in questo caso un'orchestra, un'associazione culturale, una scuola, un soggetto che promuove la cultura, è sicuramente una grande perdita per tutto il Veneto, e su questo siamo assolutamente d'accordo. Dopodiché la Regione Veneto per quanto riguarda le attività culturali, da sempre, con le risorse ovviamente che ha a disposizione, sostiene tutto il mondo delle iniziative culturali, dallo spettacolo piuttosto che alle iniziative legate alle attività teatrali, piuttosto che alle attività appunto anche delle orchestre. Vi do un dato: noi gestiamo per esempio fondi PES, che sono dei fondi europei, e per il triennio, quadriennio insomma, in corso, che scade nel 2027, nella Regione Veneto verranno atterrati circa 3,5 milioni di euro. Noi stanziamo ogni anno attraverso i bandi, perché poi ovviamente tante sono le iniziative da sostenere, quindi usiamo i meccanismi dei bandi per distribuire appunto le poche risorse, comunque le risorse che abbiamo a disposizione, e anche qui come Regione nel nostro bilancio che abbiamo appena approvato un mese fa, a fine dicembre, stanziamo ovviamente milioni di euro che vanno a sostegno di queste iniziative. Devo dire che non conosco in particolare il caso citato, però posso dire che se è necessario un incontro o comunque una disponibilità a trovare una soluzione, come sempre io credo che dall'assessore regionale alla cultura al sottoscritto, agli uffici in generale, disponibilità per ragionare su un'attività di supporto o comunque per quello che possiamo fare, noi siamo qui. Noi interpretiamo la nostra azione politica ovviamente non contro le iniziative culturali, ma anzi siamo qua che se potessimo faremo ancora di più. Posso dire, e se dopo magari vi interessa, se mi concedete magari qualche minuto in più, io personalmente ho portato avanti un progetto di legge che è stato approvato l'anno scorso sulla responsabilità sociale delle imprese, e se volete magari vi posso raccontare come in Veneto stiamo affrontando il tema del supporto alle iniziative di natura sociale e ambientale del nostro territorio, coordinati col mondo delle imprese. Vede Bet, io la ringrazio e conosco anche la sensibilità di Bet, se no non l'avrei invitato, che non è che a Sveglia Veneti venga chiunque. Cerco anche, visto che si chiama Sveglia Veneti, di avere delle persone sensibili, visto i temi che tratto. È tardi, Bet.
è sciolta l'orchestra. Aveva fatto richiesta alla regione e gli hanno detto che erano 127esimi. Poi ho letto il bilancio regionale, i contributi che sono stati dati, naturalmente rispettando le scelte fatte, e ho letto anche una dama 240.000 euro. Ho letto anche un villaggio di Natale 30.000 euro. E poi guardo questi ragazzi che non hanno ricevuto niente, perché vede, non è che per forza devi essere nel cerchio magico. Lei subito questa mattina ha detto sono qui, ma è tardi, loro hanno bussato alla porta della regione e non un anno, sono più di 20 anni, mi sembra anche di più che questa orchestra esisteva, più di 1000 ragazzi sono passati, non hanno mai, lo posso assicurare, ricevuto niente. Eppure questo presidente è stato uno dei primi ad aprire una struttura per le fragili, famosa struttura Quadrifoglio, chi a Treviso non la conosce, è stato uno dei primi. Una persona anche che ha sempre cercato di sorreggersi nonostante le difficoltà economiche, perché capite bene, l'ha detto anche la professoressa Cordova ieri, ci vogliono soldi per tenere in piedi certe cose, ma è cultura, sono i giovani, ma come si fa a non tenere conto del percorso di questa attività? Ne abbiamo tanti. Anch'io mi sento dire questo, Bette, quando entro ai servizi sociali, ma come questo ne abbiamo tanti. Allora io rispondo, intanto iniziamo con questo a vedere se si può fare qualcosa e poi andiamo a vedere anche gli altri. Ma non siamo ascoltati, Bette, lei lo sa come la penso, lo sa che le difficoltà che faccio per rimanere a galla, grazie alla televisione, grazie a questa grande famiglia che abbiamo creato, che mi dà il 5 per 1000. Non ho mai chiesto niente alla politica, anzi è la politica che forse come volontariato abbiamo dato tanto e siamo ripagati in questa maniera. Ecco, questo è quello che non riesco a capire. Come fai a non conoscere questa orchestra? Ma come fai come si fa a sentire non sapevamo? Quando questo presidente ha detto qui davanti alle telecamere ho bussato a tutte le porte, aiutatemi. Non vogliono che io faccia parte di questo cerchio magico, non ci voglio, non c'è niente da fare, le ho provate tutte. Adesso purtroppo questo problema e naturalmente hanno deposto le armi perché capisce bene che se non sei supportato non puoi andare avanti. Io ho cercato, ho trovato anche uno sponsor, però tardi, siamo arrivati tardi, purtroppo. E penso a questi ragazzi che io vorrò incontrare, vorrò anche ospitare se avranno piacere di venire e sentire cosa dicono di questo mondo che non condividono, di questi passaggi per loro distruttivi. Mi impegno tanto, ascolto tanto, voi doveste vedere quando il maestro li faceva alzare in piedi tutti alla fine come si emozionavano, eppure non c'erano autorità davanti, c'erano i loro genitori, i loro nonni, qualche amico, autorità zero naturalmente, ma c'ero io che vedevo e che dico davanti alle telecamere. Questo concerto del Monaco che hanno fatto, per fortuna, grazie alla Banca dei Tessuti, però, non è stato scritto una parola in nessun giornale. Se io non andavo al concerto e lo riprendevo tutto, perché l'ho ripreso tutto e l'ho fatto vedere tutto, nessuno sapeva di questo concerto e di questa orchestra. Bette non gira proprio, guardi, proprio non gira. Allora sentiamo il nostro Rinaldo cosa dice e poi continuiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Cosa dire? 15 anni che ti fa le battaglie contro queste robe, ma purtroppo non c'è volontà. Queste mie persone associate ai nonni, ai genitori e a tutto, i 5.000 voti no. Adesso gli paura, ma adesso gli aperti. Se era sotto le votazioni o cosa, gli correva tutti, perché 5.000 voti sono importanti. E al mio paese dice acqua e ciacque non fa fritto. Cosa vuol dire? Invece di parlare tanto e avanti la bocca, qui va a tagliare un nastro che pare che abbia scoperto l'America. Torniamo in Dio, di cosa che era serenissima nel 500, l'arte, la cultura, che era tutto Venezia, tutto, perché neanche a Roma, neanche a Firenze non aveva. Ed era
nel 500, vedere, a Venezia 300 tipografie, va bene, a Roma che ne era 100 e a Firenze 200. Cosa vuol dire? Che in altri veneti, con la cultura, con l'arte, col sapere, con tutto, siamo sempre stati i primi. E ora se non vediamo la possibilità a questa gente che possa fare una domanda, aiutare anche a questi giovani, se incapa la storia dell'arte, si appassiona alla musica, alla pittura, quello che vuole, ti incavi dalle strade, non ne sei più ne da pochi che fa mai grazie, dice tutti i foresti, stati. Ma siamo Dio, è il mondo, se Dio andare mai, Mirella. E anche un'altra roba ti dico, che fra 10 e 15 anni la sanità pubblica non esiste più, perché se Dio portarla tutta nella sanità privata, il voto ne fa come in America, e ora chi fa il mago, ne fanno pagare le tasse e mi fa un'assicurazione. Ma la sanità come che va? È il governo che ha solo in testa i poveri disgraziati che arriva con le barche, va bene, le mette in Albania, di qua e di là, e dopo che ne arriva 10.000, ma le cose, i nostri vecchi nell'800 andavano in giro dappertutto al mondo, va bene, qua che dai, la storia di lunga, Mirella, ti saluto, guarda. Buona domenica, passa una bella domenica, che ti te cavi via da tutte le eroine che ti vuoi trovare agli altri. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi Rinaldo, grazie caro Rinaldo. Professor, quello che dalle Carbonare, quello che però io questa mattina voglio con lei dare questo messaggio positivo dei bravi giovani. Ecco, io lo dico tutte le mattine che dobbiamo continuamente ascoltare questi ragazzi. Io ho avuto ospite l'Istituto Coletti nella giornata della memoria e professore guardi, mi hanno scritto i bigliettini della giornata della memoria, sia la prima che la terza dell'Istituto Comprensivo Coletti. Leggiamo questo biglietto che scrive questo ragazzo. Allora, io spero che la giornata della memoria sia una giornata molto importante perché ci fa capire che non bisognerebbe discriminare le persone. Mi rendo conto di essere molto fortunato a vivere in un paese tranquillo e senza guerra. Spero che in futuro non accadrà mai più una cosa del genere e spero che l'uomo abbia imparato dai suoi errori passati, anche se molte persone stupide e ingenue pensano che il razzismo e il nazismo siano una cosa bella e invece non è così. Vorrei vedere quelle persone al posto loro. Sa, professor dalle Carbonare, che io leggo tutte le mattine i biglietti che hanno scritto questi ragazzi perché rispetto molto questi ragazzi ed è giusto leggerli, che trovo molte volte la parola razzismo. Il problema è che io gliel'ho chiesto anche all'Istituto Sansovino, i ragazzi che ho avuto ospite con il dirigente e gli insegnanti, e hanno detto che c'è, che lo sentono. C'era anche una ragazza di colore, una bravissima ragazza, che ha detto: Mirella ha ragione, è vero, è così, lo sento anch'io, ma i suoi compagni lo hanno supportato e mi hanno dato ragione. Cosa dice lei, professor dalle Carbonare? Che ci sia comunque paura o sospetto per chi apparentemente sembra diverso, sì. Cioè, facciamo ancora gran fatica, almeno come contesto generale, da quello che capisco io, a percepire la diversità come una ricchezza e ci si guarda sempre un po' attorno con un misto di paura e qualche volta sospetto. Che questo razzismo possa stare sotto traccia, purtroppo sì. Lo si vede, lo si sente, così come l'antisemitismo continua a rimanere sotto traccia, ma c'è e come. Non sto adesso parlando della scuola in cui lavoro io nello specifico, però sono questioni che si avvertono quantomeno, se non anche dalla battuta che sembra ingenua, che sembra sciocca, che sembra fatta soltanto per strappare un sorriso, in realtà rappresenta magari un modo di vedere le cose che uno ha purtroppo interiorizzato e al quale non dà nemmeno troppo peso. A volte certe espressioni, certe battute, certe modalità di interazione vengono del tutto sottovalutate.
ed è su questo che comunque dobbiamo continuare a lavorare, cioè che un ragazzino delle Colletti, noi siamo vicini di casa qui con i Colletti tra l'altro, io ho un bellissimo ricordo dei 2 anni che ho fatto come reggente lì con loro, ma che un ragazzino delle scuole secondarie di primo grado le scriva insieme ai compagni quello che le ha scritto non è semplicemente un auspicio, cioè sono ragazzi e ragazze che le vivono queste situazioni, che le vedono, che le discutono con gli insegnanti. Dopo viene a chiedersi, e dopo quando crescono, cioè, come li accompagniamo, come crescono loro, cosa realmente pensano, al di là delle buone intenzioni che possono essere espresse a scuola. Ecco, anche il nostro istituto, come tantissimi altri, non solo per la giornata della memoria, perché noi abbiamo un'attività particolare che inizia a ottobre e si conclude, tra virgolette, in questi giorni, ma le scuole cercano comunque di proporre dei ragionamenti e di creare una sensibilità. È anche vero che se questa sensibilità non viene condivisa tutti i giorni con le famiglie, rischia di essere un po' un buco nell'acqua, cioè la scuola fa quello che può fare, si impegna, non lascia che le cose trascorrano, ma è un tessuto sociale complessivo che un po' alla volta deve reagire rispetto a questo sentire più o meno diffuso, più o meno sottovalutato. Noi, per quanto riguarda la giornata della memoria, ad esempio, abbiamo proposto ai ragazzi, anzi l'hanno costruito loro con gli insegnanti, perché questa è una dei snodi fondamentali della giornata della memoria qui a Da Vinci. Uno spettacolo che è stato proposto a tutte le classi e ieri sera ai genitori su una particolare articolazione del 27 gennaio, cioè il tema del sacrificio e della liberazione. E le posso garantire che non perché siano i nostri studenti, perché se lei fosse andata al Fermi anziché al Duca o al Canova probabilmente avrebbe visto esiti altrettanto positivi. Non vengono lì a ripetere le lezioni a pappagallo, anche perché questi spettacoli, questo tipo di iniziative li creano loro. È vero che i docenti danno degli input, ma li creano loro poi, e sono loro proprio lei i compagni. E sui compagni queste cose fanno effetto. Non è che siano semplicemente, ripeto, la lezioncina imparata per il 27 gennaio. La ringrazio, professor Dalle Carbonare. Sa che io sono onorata quando ho questi insegnanti, questi dirigenti, perché ci fanno capire come si lavora all'interno delle scuole per far crescere questi ragazzi. Ecco, questa rabbia, io ci parlo con loro, professor Dalle Carbonare, lo dico anche a Roberto Bet, proprio a questi ragazzi ci parlo e hanno tanta rabbia, e la rabbia viene perché si sentono esclusi. Non si sentono inclusi, non c'è inclusività, poca, fanno fatica a trovarla, e allora abbiamo i famosi gruppetti divisi tra di loro con molta rabbia, situazioni familiari devastanti a volte che nessuno sa, conosce, lei sa benissimo di cosa parlo. E poi quando apri questi ragazzi ti accorgi che forse dobbiamo ascoltare molto di più e investire, Bet, sulla famiglia. Bisogna, come dice il professor Dalle Carbonare, noi facciamo quello che possiamo, ma se poi questo ragazzo torna a casa e ha una famiglia, per modo di dire, genitori che non esistono o anche culturalmente impreparati, come facciamo noi a continuare a far crescere questo ragazzo? Sentiamo Rino da Rovigo, poi sentiamo Roberto Bet e poi andiamo in pubblicità. Vai Rino, veloce, grazie. Ciao Mirella, io ho visto prima che tu sei andato a vedere il concerto, che il discorso di ragazzi che non possono andare avanti col concerto perché la gente non apprezza. Io capisco perché ci lavoro, faccio traslochi, porto via il Conservatorio di Rovigo, il Conservatorio di Adria, li portiamo in giro a suonare e la gente li apprezza. Questi qua poverini sono stati un po' sfigati che la gente non apprezza. Il discorso dei genitori, come dice il signore lì dell'educazione, c'è il ragazzo che c'è tanta gente che è divorziata, va a casa e il figlio, la mamma o il papà non interessa del figlio, sono abbandonati, compagnie brutte, compagnie che droga, in tutti i sensi. Allora il figlio si abbandona, lo trovi per la strada, ti chiede i soldi, ti chiede tante cose. E il genitore classico normale che insegna al figlio dalla scuola, venire a casa, trovare la mamma e il papà, mangiano insieme, vanno via assieme.
Questi qua non c'è nessuno più. Ok, Mirella, ti ringrazio, buona giornata, arrivederci. Grazie caro Rino, ti sento bene, mi fa piacere. Prego Roberto Betta. Sì, allora, volevo un po' riprendere anche il primo intervento che ha fatto il telespettatore sulla sanità e che dà anche un po' il senso delle difficoltà o comunque dei limiti degli enti pubblici, anche della regione. Voi sapete che noi abbiamo una sanità pubblica regionale che costa 9 miliardi di euro l'anno scorso e questo è un po' l'indice, il valore del costo annuale. Quasi il 90% del bilancio regionale va nelle strutture sanitarie e nelle attività sociosanitarie, quindi sulla sanità pubblica diciamo che ci stiamo mettendo tutto quello che è possibile. Con quello che rimane poi lo distribuiamo nei vari settori, dalle attività produttive alla scuola piuttosto che altre cose. Allora, in questo contesto, se mi permetti Mirella, di fare un ragionamento di visione, ed è un po' il frutto di quell'analisi, di quella proposta di legge, di quella legge che attualmente stiamo cercando di attuare in Regione Veneto, prima regione in Italia su questo fronte, è quella che noi da soli come enti pubblici, comuni, regione, non riusciamo ad arrivare a sostenere tutti e le risorse saranno di qui in avanti sempre meno. Però abbiamo per contro un mondo delle imprese che è sempre più sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale. Ci sono sempre più società che hanno l'obbligo di approvare i bilanci di sostenibilità e quindi di avere e raggiungere dei rating che poi gli permettono di avere anche dei finanziamenti dalle banche a tassi più agevolati. E su questo fronte ci sono appunto una prateria, secondo me, di opportunità che chiameremo progetti a beneficio comune, abbiamo chiamati progetti a beneficio comune, che vengono portati avanti nell'interesse delle stesse aziende, perché avere una comunità dove non... Vediamo se riprende. Beh, non riprende. Eccolo qua. Perfetto, mi sentite? Sì, adesso sì. Perfetto. Sì, avere delle comunità tranquille dove non ci siano violenze, dove i ragazzi possano esprimere le loro potenzialità, dove la scuola e il mondo dell'impresa possa dialogare. Io personalmente sto portando avanti dei progetti con degli imprenditori che stanno finanziando laboratori nelle nostre scuole, nei nostri istituti tecnici, per favorire la conoscenza e poi l'inserimento lavorativo di questi ragazzi nelle imprese, e quindi un evidente progetto a beneficio comune. Ecco, noi avvieremo adesso quest'anno una piattaforma digitale dove i comuni e le imprese metteranno in vetrina questi progetti, intercetteranno i fondi sia delle imprese, gli investimenti delle imprese in materia nel settore piuttosto ambientale, piuttosto che sociale, l'asilo nido, la scuola dell'infanzia, il sostegno all'attività culturale, il sostegno allo sport per esempio, il sostegno a un sacco di attività sociali di cui anche tu Mirella stai portando avanti, il contrasto alla povertà, tutte le situazioni di disagio che poi vanno a vantaggio dello stesso mondo delle imprese, che possono avere risorse umane disponibili, che possono avere la mamma che va a lavorare e ha la possibilità di avere il servizio, la scuola di infanzia vicino all'impresa, e quindi mettere insieme queste risorse in questa piattaforma digitale e condividere progetti a beneficio comune per dare al nostro Veneto delle opportunità maggiori. Per darvi due numeri, solo così, di un dato statistico che ho raccolto negli ultimi anni, le società in Veneto, le imprese in Veneto, noi in Veneto abbiamo 421.000 imprese attive, facciamo il 10% del prodotto interno lordo, sopra gli 80 dipendenti. Le imprese destinano mediamente annualmente 250.000 euro per iniziative di sostenibilità ambientale nei loro processi produttivi, ma anche di iniziative che riguardano il loro territorio e di iniziative rivolte alla comunità dove operano. 250.000 euro mediamente all'anno, che vuol dire complessivamente un ammontare che si aggira intorno ai 450-500 milioni di euro che possono essere messi a disposizione del nostro territorio, dei nostri comuni, della nostra regione in generale,
per portare avanti questo tipo di progetti. Ecco, noi su questo, io come legislatore ho portato avanti questa legge e adesso la stiamo applicando attraverso una piattaforma digitale dove tutto sarà trasparente, dove tutto verrà messo in vetrina e i progetti saranno disponibili e condivisibili da tutti, per spingere affinché le risorse, le poche risorse dei comuni, le risorse che metteranno le imprese vengano convogliate su progetti che interessano il territorio, che possono magari aiutare in futuro anche questi ragazzi che purtroppo mi stai raccontando non potranno più suonare o non avranno più magari l'occasione all'interno di quell'organizzazione, di quell'associazione che capisco è stata sciolta. Ma noi siamo qui e siamo al fianco. Dopodiché, Mirella, sappi che se hai bisogno, il numero ce l'hai e io sai che come modello di approccio all'amministrazione pubblica, al servizio pubblico, ancora per pochi mesi, perché poi finirà il mio mandato in regione, sappi che io ci sono e questo è, insomma, il modello di azione che mi ha sempre contraddistinto e che mi contraddistinguerà fino alla fine, al di là dei ritorni elettorali. Allora adesso a questo punto dobbiamo andare in pubblicità. Allora, per me la giornata della memoria è importante perché sono accadute cose molto brutte che non possono essere dimenticate. È importante ricordare la Shoah perché non bisogna mai dimenticare tutte le persone che sono morte soltanto perché erano ebrei e questo ci serve come promemoria per non discriminare mai nessuno solo per la sua religione e cultura. Senta, professor Delle Carbonare, ma si può scrivere così male nel senso proprio di scrittura? Mi sembra di essere all'asilo. Forse all'asilo, cioè, ma perché scrivono così male? Ma quasi tutti è incredibilmente male. No, la grammatica anche funziona, devo dire la verità, anche se penso sia stati anche corretti. Ma scrivono davvero così male, professore? Li avranno scritti forse un po' di corsa. No, no è vero che magari la calligrafia si fa un po' più fatica a curarla e a gestirla. No, guardi, professore, guardi che ne ho letti tanti. Li salva sempre il professor Delle Carbonare, li salva sempre. Prego, professore. Riguardo a cosa, in particolare a quello che ha appena letto? In particolare a questa sensibilità di questi ragazzi che la esprimono, anche se li lasciamo liberi di scrivere, di fare, di essere protagonisti, loro si aprono, i loro sentimenti riescono a metterli su carta. Prego. Sì, allora, l'importante è che dalla carta poi si passi a una sensibilità che cresce, che matura nel corso del tempo e che non ha nemmeno bisogno di essere sollecitata continuamente quando le cose si vedono o si sentono, perché poi il problema è anche un altro, cioè un conto è dire sì, è sbagliato, è successo, quanto brutto è quello che è successo, quanto hanno sbagliato i nostri antenati, ma nessuno se ne è accorto, nessuno ha reagito. Dopodiché in realtà la giornata della memoria non serve soltanto per chi non c'è più. Questa è una riflessione che volevo condividere anche con i ragazzi e l'abbiamo fatto anche in questi giorni. Serve ancora di più per chi c'è e per chi ci sarà, e non soltanto per chi appartiene al popolo ebraico, perché chiaramente la persecuzione ha riguardato prevalentemente loro, non solo loro, però per i campi di concentramento sono passati oppositori politici, omosessuali, persone contrarie al regime ai regimi per le motivazioni più diverse. Ma se questo tipo di riflessione non viene proposto tutti gli anni e viene riproposto attraverso i ragazzi, pensando a chi c'è adesso e a chi verrà, francamente serve a poco. Cioè, una lapide per i morti non la si nega a nessuno, ma non è quello che ci serve in questo momento qui. Per cui la sfida forte per le scuole è questa, cioè trovare le modalità per attualizzare e per far capire che la giornata della memoria è una giornata per i vivi e per chi verrà soprattutto. Professor Delle Carbonare, io l'altro giorno ho avuto un professore, un altro insegnante, il quale è stato molto duro con una certa scuola, questi professori che dovrebbero avere una passione incredibile in questa professione,
e questo professore ha detto non è così purtroppo. Tu quando sali in cattedra, come ha fatto un esempio, salisci sul Monte Bianco e hai tutta la visione che stai guardando e sai cosa stai guardando e chi stai guardando. Basta guardarli questi ragazzi, capire che in quel momento c'è qualcosa che non va, perché lo esprimono i loro occhi, i loro gesti. Questo si fa poco, diceva questo professore, dopo non sa, lui parlava in generale, ma soprattutto la passione di insegnare è quella che sta mancando e questi ragazzi forse la sentono e molti se ne stanno andando dalla scuola. Lei cosa dice, professor Dalle Carbonare? Allora, io non penso che la scuola sia in una situazione peggiore di altri ambienti lavorativi. Cioè, a scuola ci sono tantissime persone che lavorano, non soltanto in aula, ma negli uffici, tra i collaboratori scolastici. E tra queste persone ce ne sono la stragrande maggioranza che crede in quello che fa, che lo fa bene, che lo fa con impegno e che i ragazzi li guardano in faccia. Come in tutte le professioni, ci metto dentro anche la categoria un po' a cui appartengo, che è quella dei dirigenti, sicuramente ci sono persone che hanno meno passione nel fare le cose. E nel momento in cui si lavora insieme agli altri e per gli altri, questo lo si nota di più, è vero. Però torniamo anche all'osservazione che faceva lei inizialmente, no? È molto più rumorosa la situazione di un gruppo piccolo di ragazzi che vandalizza, minaccia, taglieggia e così via, rispetto a un numero molto più grande di ragazzi e ragazze che invece la loro vita la vive con impegno e con difficoltà, con sacrificio e tutto il resto. La stessa cosa vale in un contesto come quello scolastico, cioè l'insegnante, così come il collaboratore scolastico, il dirigente, come tutti i lavori, penso anche alle professioni sanitarie, è in vetrina. Cioè, noi abbiamo un rapporto con le persone che, gioco forza, ci mette di fronte all'altro per ogni momento nel quale noi siamo qui a scuola. E va bene così e funziona così. Ma questo significa che non appena noi sbagliamo, facciamo un passo falso, e va bene anche così, anche questo, intendiamoci, o non mettiamo l'adeguata passione e l'adeguata preparazione in ogni momento in cui siamo in classe con i ragazzi, questo diventa visibilissimo. Non so se mi sto spiegando. Perché? Perché allora anche il minimo passo falso è oggetto, giustamente per carità, di osservazione, di critica, di richiesta di miglioramento. Non credo che nel mondo della scuola la situazione di persone magari poco motivate o poco preparate sia più evidente o peggiore rispetto a quello che succede anche in altre professioni. Ci sono persone che hanno scelto, e sono la grandissima maggioranza secondo me, di fare questo lavoro fenomenale e splendido, non soltanto perché amano la loro materia, ma perché credono che un lavoro di carattere formativo con i ragazzi sia fondamentale per i ragazzi e per noi stessi, come società. Ce ne sono alcuni, è vero, come in tutte le professioni, che magari hanno scelto questo lavoro con una ottica di frontale. Sì, è vero, però, professor Dalle Carbonare, però vorrei anche capire che io non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante o essere su quella scuola. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, di conoscere, di sapere, di essere ascoltato, se no non ci siamo. Lei ha detto altre professioni, ma qui abbiamo dei ragazzi che stanno crescendo, professor Dalle Carbonare, e stanno crescendo fino a 20 anni perché il loro cervello fino a 20 anni non è ancora completo. Allora cerchiamo di accompagnarli, di non essere fortunati di avere quell'insegnante. La scuola può fare molto, ma anche la politica può fare molto. Ad esempio anche sugli insegnanti di sostegno. Ma come fai a cambiarmi un insegnante di sostegno nel momento che sei integrato con queste creature? Ma come fai a cambiarmi? Quanto sai la fatica anche per interagire che ha fatto questo insegnante e questo ragazzo? Capisce che non ci siamo, che ogni volta a settembre troviamo gli stessi problemi da anni e anni e anni, sempre quelli? Sandra da Padova, vai. Mirella, e buongiorno agli ospiti. Mirella, hai aperto la trasmissione con una cosa purtroppo tristissima, perché sapere che quell'orchestra non c'è più, mi va veramente male al cuore, perché io amo la musica in tutti i sensi. Poi volevo dire un'altra cosa, Mirella. È vero, gli insegnanti, come tutte le categorie, come ha detto il dirigente, purtroppo c'è quello che lavora bene e quello che lavora male, come in fabbrica la stessa cosa. Io parlo per esperienza personale.
che ho già accennato, abito in centro, sono nata in centro, non voglio ripetermi. Io ho frequentato la scuola Caravesi, che è comunale, però è sempre stata una scuola d'élite, ancora adesso. Io mi ricordo la mia maestra, bravissima nell'insegnamento, perché ecco, in questo devo ringraziarla. Però Mirella, tu parli di razzismo, allora su 45 bambine, perché eravamo tutte femmine e una volta c'erano i maschi, addirittura l'ingresso da una parte e l'altro ingresso dall'altra, una decina, neanche 8, tra le quali io, venivamo da famiglie semplici, lavoratori normali. E il resto era il figlio del notaio, addirittura mi ricordo, non faccio mai nomi perché non è giusto, veniva la figlia di un onorevole in auto con l'autista. Parliamo di 300 metri neanche di strada. Allora il razzismo, Mirella, c'era anche ai miei tempi, era un razzismo diverso e c'era un'umiliazione continua. Poi fra bambini, è chiaro, i bambini delle volte sono anche un po' maligni, però fa parte del mondo infantile, non è da condannare, perché loro guardano i genitori e di riflesso copiano. E allora Mirella, io dico che veramente stiamo andando molto male perché c'è razzismo. E poi un'altra cosa, ho avuto piacere questi bambini, cioè questi ragazzi che ti hanno scritto, però i libri di storia, quanti anni ci sono volute per le foibe che venisse fuori quello che era successo, Mirella? Mirella, parliamoci chiaro, i libri di storia di prima li abbiamo anche invitati, ti ricordi che invito tutti, non è che faccio discriminazione. No, Sandra, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, abbiamo già passato l'ora e comunque sei stata molto chiara e ti ringrazio anche della telefonata. Adesso andiamo a vedere questa scuola che si pensava chiusa e invece la politica si è messa d'accordo. E io penso a quelle mamme di quei bambini diversamente agili che non dovranno affrontare altri percorsi, ma i loro bimbi, i loro ragazzi rimarranno in questa scuola. Sto parlando della scuola di Pieve del Grappa, del Maffioli. Andiamo a vedere questo servizio e poi lo commentiamo con Roberto Betta. Il mantenimento della sede di Pieve del Grappa dell'alberghiero Maffioli, dopo una strenua battaglia di famiglie, insegnanti, studenti e studentesse di un intero territorio a cavallo tra Vicentino e Trevigiano, vede anche la soddisfazione dei consiglieri regionali Masolo, Zannoni e Luisetto, che li hanno sin da subito sostenuti, convinti nell'importanza della presenza dell'istituto in questa specifica fascia pedemontana. Ma non è stato per nulla semplice, sottolinea Luisetto. È stato difficile e soprattutto l'interlocuzione con la provincia di Treviso è stata praticamente assente per i genitori, per gli studenti e per tutti coloro che in questa fase hanno creduto che il Maffioli fosse un valore per due territori, il trevigiano e il bassanese, per questi 130 studenti che hanno diritto a continuare il patto educativo che hanno stipulato con la scuola. Se le famiglie non avessero puntato i piedi e non avessero fatto questa battaglia con correttezza, perché i toni sono sempre stati molto corretti ma con determinazione, a questo punto la scuola sarebbe già stata chiusa. Quindi un primo obiettivo è quello di averla tenuta aperta per i ragazzi. Le emozioni, le interrogazioni che abbiamo fatto, che ho fatto anch'io, sono, spero, servite a creare un pochettino di attenzione attorno a un tema importantissimo, ma anche la mobilitazione dei sindaci dei territori, dell'IPA, dell'Asolano, insomma una serie di situazioni che non potevano essere ignorate. La provincia in queste settimane ha continuato ad ignorarle. La Regione ha capito cosa stava succedendo. La Regione ha capito più di quello che stava capendo la provincia, se posso dire, e credo che sia il momento davvero di reimpostare un dialogo con questi territori, di reimpostarlo anche da parte della provincia. Ci saranno delle decisioni anche in futuro da prendere sull'istituto Maffioli, sulle iscrizioni future, sulla tenuta di questo luogo e bisognerà vigilare che la comunicazione torni ad essere presente e non venga meno ancora. Prima abbiamo parlato del fallimento della politica, anche di una parte della società con l'orchestra, qui invece una vittoria anche della politica. Infatti anche Luisetto dice a livello regionale è stato capito molto. Ma a me fa piacere vedere che ci si unisce per una cosa buona, per un futuro
questa mamma, vi ricordate, questa mamma l'ho citata anche ieri nella trasmissione, che chiedeva, implorava di non far cambiare il percorso a questo figlio che finalmente viveva una quotidianità come gli altri ragazzi, come lei e anche altre mamme. Prego Bet. Sì, diciamo che la Regione ha risolto il problema, o comunque ha tamponato una situazione. Io personalmente ho seguito un po' dietro le quinte la vicenda e dobbiamo ringraziare il Presidente Zaia che come Regione ha indicato una via d'uscita e abbiamo, come dire, salvaguardato la situazione anche di queste famiglie, anche di questi ragazzi. Resta comunque un tema aperto per il quale nei prossimi anni comunque dovremo fare dei ragionamenti, e questi ragionamenti io li farei in generale sulla scuola, perché quello che hai detto prima sul fatto che mancano insegnanti di sostegno, ogni anno inizia l'anno scolastico e non abbiamo tutti gli insegnanti seduti in cattedra a aspettare gli studenti, ma riusciamo a riempire le cattedre solo magari a ottobre, novembre e forse neanche tutto l'anno, perché poi questi docenti che fanno i viaggi della speranza dal sud al nord non riescono a stabilizzarsi nella nostra regione, e anche i nostri ragazzi hanno una formazione condizionata dal fatto che il loro docente non è mai stabile per tutto l'anno scolastico, quando invece dovrebbe essere stabile per tutto l'arco di formazione scolastica del ragazzo, quindi non solo durante l'anno. Ed è per questo che noi stiamo facendo una battaglia storica per l'autonomia, dove una tra le materie in cui chiediamo la gestione regionalizzata, o comunque maggiori competenze, maggiori funzioni nella gestione anche delle competenze in materia di organizzazione scolastica. Noi abbiamo un sistema scolastico particolare, abbiamo un territorio particolare e quindi pretendiamo di poter gestire i nostri ragazzi con un sistema che garantisca un servizio che è fondamentale. Perché prima tu hai letto un biglietto e hai sorriso sulla modalità con cui veniva scritto e quindi sulla formazione così in generale. Io direi che il ragionamento che la scuola e il ruolo che la scuola ha è fondamentale per costruire la società del domani, per costruire i cittadini di domani, per educarli a stare nella nostra società, ma soprattutto per educarli ad avere pensiero critico, per educarli a capire come stare nella comunità e nella società senza creare tensioni, per capire che il bullo è negativo e va allontanato e va isolato. Non possiamo continuare ad avere nelle nostre città le bande che girano indisturbate e che creano microcriminalità o criminalità addirittura in senso lato, in senso totale. Noi dobbiamo su questo fare un grande lavoro di educazione civica, perché questo ci educa alla democrazia. Domani i nostri ragazzi vanno a votare, noi abbiamo un sistema democratico dove comanda la maggioranza, ma a me piace dire la maggioranza ha ragione quando usa la ragione, e quindi per usare la ragione non dobbiamo dormire, non ci deve essere il sonno della ragione, tanto per fare una citazione, il sonno della ragione che crea mostri. Noi dobbiamo essere molto attenti, molto preparati e sapere capire la realtà in cui viviamo, avere gli strumenti per interpretare la società e i valori soprattutto per stare insieme, per condividere la nostra comunità e la nostra società. Quindi questo è un servizio fondamentale che fa la nostra scuola, che fa la scuola in generale in Veneto e in Italia. E su questo abbiamo bisogno di investire un po' di più e lasciatecela gestire un po' di più, perché forse gestendola a livello regionale riusciremo magari a dare risposte migliori. Grazie al dottor Roberto Bet, consigliere regionale del Veneto, lista Zaia. Io vorrei anche chiudere con Mario Dalle Carbonari, dirigente scolastico Liceo Da Vinci, su questa telefonata dell'altra mattina di un padre da Cittadella. Adesso mi informerò anche per capire, ho sentito un genitore molto provato. Mio figlio è stato sospeso 4 mesi perché aveva fatto un qualcosa di negativo.
poi ha parlato di un petardo, professore, questo genitore, ma non era proprio così, dice questo genitore, e il mio figlio sta vivendo un dramma psicologico molto importante. Ma quello che chiedeva il genitore, era proprio necessario sospenderlo 4 mesi a casa, oppure doveva avere una scuola più inclusiva mio figlio? E la domanda che mi ha fatto questo genitore è stata: ma la scuola è inclusiva o no, Mirella? E cosa faccio con questo ragazzo che è ancora più depresso di prima e questa la rabbia può montare? Prego, professor Dalle Carbonare. Diventa un po' complicato, anzi impossibile parlare di una situazione che non conosco assolutamente. Mi scusi se... No, ma non è che deve parlare di situazione, è 4 mesi di sospensione, perché io avevo questo professore, anche questo insegnante diceva, ma mi sembrano esagerati 4 mesi. Prego. Dipende da quello che è successo, perché se ci sono dei limiti di pericolosità evidenti, la scuola, in applicazione anche di regolamenti interni e di quello che è il codice degli studenti e delle studentesse, può arrivare effettivamente ad allontanare un ragazzo per tempi così lunghi. Mi sembra strano, ma francamente, ripeto, non conosco la situazione. No, ma non è quella situazione che vediamo dei ragazzi che ne hanno combinate veramente dispregevoli, che gli insegnanti hanno detto no, questi ragazzi devono tornare a scuola, anche più scuola. E poi vediamo questo papà che chiede, ma era proprio necessario questi 4 mesi per un fatto che almeno il genitore diceva, è quella sospensione, voglio capire se vale la pena fargli frequentare di più la scuola o è giusto mandarli a casa con una didattica a distanza. Questo volevo capire, professore. Generalmente in questi casi c'è un progetto anche di mantenimento del rapporto con la scuola e quindi di recupero graduale. Può esserci un allontanamento per motivi di sicurezza, ma di solito c'è sempre a fianco anche un progetto di recupero. Però, ripeto, è un caso che non conosco assolutamente, quindi mi trovo veramente a disagio nel commentare in qualsiasi modo. No. Non è per tirarmi indietro, però mi scusi, ma... No, ma non era questo, era se le sospensioni sono giuste o se è meglio farli andare a scuola questi ragazzi, anzi più scuola, magari anche nel pomeriggio farli frequentare di più la scuola. Cioè non so cosa si risolve mandandoli a casa con dei genitori che non sono in grado poi di gestirli. È questo che mi domando, non il caso specifico, ma in generale questi ragazzi devono andare a scuola o devono stare a casa a fare la didattica a distanza? È questo che vorrei capire, se servono queste sospensioni, se non c'è una famiglia che poi li supporta. Prego. Ok, allora più il rapporto con la scuola è mantenuto, magari in modalità diverse, meglio è. Su questo sono d'accordo perfettamente ed è quello che poi ci arriva anche dalle indicazioni e dalle ultime innovazioni in ambito di gestione delle difficoltà. Ripeto, se c'è un problema di pericolosità evidente e comprovata, l'allontanamento dalla comunità scolastica è un atto dovuto per certi aspetti. Per quello dicevo, siccome non conosco la situazione, è difficile dire è andata così, è andata colà. In caso di pericolosità evidente e conclamata, si può arrivare anche all'allontanamento, anche per tempi lunghi purtroppo. Invece di metterlo a casa, non potrebbe magari metterlo a fare volontariato? Prima sì, studia e poi viene a fare... No, perché non funziona così, professore. Signora, non funziona così, e io glielo posso assicurare. Che comunque hanno progetti in collaborazione con cooperative o con associazioni per cui i ragazzi non vanno a scuola per un certo periodo e fanno attività di volontariato, di supporto o di riparazione sociale. Non è una novità, cioè, lei citava il Comprensivo 5, il Comprensivo 5 di Treviso ha una convenzione, credo sia ancora attiva, nel caso in cui i ragazzi vengano sospesi, per cui fanno attività in parte a scuola, parliamo di pochi giorni magari, e in parte la fanno con realtà associative convenzionate, ma è quello che... Sentirò il sindaco di Cittadella, perché questo papà era di Cittadella, mi ha lasciato anche il numero del telefono, anche perché è un caso, ma possono esserci altri casi, voglio verificare, perché è giusto capire quando un padre si preoccupa, visto che sono anche pochi quelli che si preoccupano per i loro figli, quando c'è un genitore che si preoccupa, secondo me va supportato. Comunque grazie veramente Mario Dalle Carbonare, dirigente scolastico Liceo Da Vinci di Treviso, grazie al dottor Roberto Bette, consigliere regionale del Veneto Lista Zaia, di essere stati con noi, ci sentiremo presto, pubblicità. Grazie a voi.
l'era d'Assisi, sto grand'uomo. Francesco l'era ricco, ricchissimo, e da giovane stava sempre a far baldoria. Poi l'è andato in guerra, l'han fatto prigioniero, e da lì l'è cominciato tutto. 2 anni dopo che è morto, l'hanno fatto santo. L'amore per il prossimo l'ha reso santo. Un musical composto da 21 canzoni cantate interamente dal vivo. Un musical con più di 150 costumi di scena. Un musical con una scenografia di 10 metri. Un musical che coinvolge quasi 100 persone sul palco e dietro le quinte. Un musical che unisce energia e divertimento a momenti di riflessione. Un musical che indaga il potere dell'amore disinteressato, i rapporti umani e i valori in cui credere. Un nuovo musical, una nuova narrazione. A piedi scalzi! Vi aspettiamo al teatro! Ed è con noi Andrea Fiorotto, Associazione Ali Estese. Sentite che bel nome di questa associazione che conosceremo, abbiamo visto anche il primo video. Saluto anche Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, secondo mandato Fratelli d'Italia. Allora, Buongiorno. grazie anche a lei sindaco. Allora, Andrea Fiorotto, che bello vedere tanti ragazzi. Io prima avevo dei dirigenti scolastici, anche tutta la settimana avevo anche un rappresentante della regione dove ero rammaricata perché questa orchestra di ragazzi dai 12 ai 22 anni ha chiuso perché nessuno l'ha supportata, ed è un fallimento della politica e anche una parte della società, mentre vediamo che tutti dicono bisogna supportare questi ragazzi, bisogna, nel momento che ci sono, perché non fanno parte, sindaco, del cerchio magico, si sciolgono come neve al sole. Eppure era una storia di 20 anni, era una storia dove su questa orchestra erano passati più di 1000 ragazzi, perciò qualcuno la conosceva. Questo presidente, che saluto, che ha anche problemi di salute, ha cercato con tutto se stesso di tenerla in piedi, ma non è stato ascoltato. Andrea Fiorotto, quanto importante invece è l'ascolto anche per questi ragazzi, anche delle istituzioni, sapere che questi ragazzi ci sono, perché sono loro poi i protagonisti, tu li devi supportare perché loro hanno bisogno del tuo supporto. Prego Fiorotto. E quando nasce questa associazione? Allora, Ali Estese nasce nel 2009 da un progetto scolastico dell'Istituto Flaminio di Vittorio Veneto, e da lì la lungimiranza, mi verrebbe da dire, di 2 insegnanti, unitamente alla regista, che è ancora la nostra regista attuale, Alessandra Zandanella, hanno dato vita a questo progetto, e dopo 2 anni di rodaggio con la scuola è nata Ali Estese appunto nel 2009. Ascoltare i ragazzi è fondamentale, ed è altrettanto fondamentale dare a loro il giusto spazio, il giusto modo di divertirsi, di esprimere ciò che sono. Ed è anche questo il nome Ali Estese, nel senso che è un acronimo tra le iniziali appunto di chi ha creato inizialmente l'associazione, ma soprattutto è pensato per far sì che questi ragazzi spieghino le loro ali e prendano il volo, insomma, ecco. Hai detto una cosa fondamentale, 2 insegnanti che hanno deciso di intraprendere questo percorso. Però il messaggio che passa, negativo, che non è vero, è che questi ragazzi non interessa la cultura, non interessa partecipare, non interessa niente. Loro hanno i social, hanno i telefonini, vivono un altro mondo. No, non è così, è la dimostrazione. Però bisogna prenderli per mano perché da soli non arrivano. Sei tu che devi cercare di raccogliere questa sensibilità, questa creatività che hanno. Sei tu, perché loro non sono in grado di gestirsi ancora. Sei tu che li devi un po' guidare o incanalare. Cosa dice Fiorotto? Sì, è fondamentale dare degli stimoli ai ragazzi, perché magari stimoli ne hanno, forse anche troppi, però magari è interessante trovare uno stimolo positivo a cui magari dar loro modo di aggrapparsi e appunto
appunto e dar libertà poi a loro stessi di interpretare al meglio e vivere al meglio ciò che quel semino che si è piantato appunto magari qualche tempo fa, insomma, ecco. Perché poi questo semino quando spunta ha bisogno di essere sostenuto. Quando noi piantiamo il seme, poi nasce la piantina, la annaffiamo, se è storta mettiamo il bastoncino. Dobbiamo fare anche con i nostri ragazzi, perché mica tutti nascono così forti. Sindaco, si impegna proprio così tanto nell'ascolto di questi ragazzi e soprattutto nel supporto alla famiglia, perché qua poi il nodo grande, che poi vengono da voi questi genitori e se non avete le risorse, perché è facile parlare ma bisogna agire però, e per agire hai bisogno di risorse, se no come fai? Prego Sindaco. Esatto, però ecco, io penso che sia, intanto buongiorno a tutti e grazie Mirella per l'invito. Sono estremamente convinto che il progetto come quello presentato da Andrea sia la strada giusta per il coinvolgimento. I giovani hanno bisogno di essere coinvolti, di sentirsi protagonisti in quella che è comunque una comunità che ha tantissime difficoltà, una vita sociale che non è semplice da affrontare e da vivere, ma che allora, ecco, lì entra il sistema comunità, dove al cui interno c'è anche il sistema famiglia, che deve riuscire a dargli delle opportunità e dei sostegni. Le attività dove loro possono mettersi in gioco, dove loro sono protagonisti, sono le migliori per evitare anche poi le derive, no? Famose, ci sono di moda queste famose baby gang, o comunque questi gruppi, tra virgolette, di giovani che sono un po' lasciati in balia, no, di se stessi. Ecco che invece incalanati in quelle che sono delle attività anche culturali, anche di teatro, comunque manuali, dove loro sentono che la loro persona è valorizzata, penso che sia la strada giusta. Io prima di fare il sindaco ho fatto l'educatore di Azione Cattolica e quindi nella mia esperienza ho fatto anche questo tipo di attività. Noi avevamo creato a San Polo un'attività che si chiamava Laboratorio di Talenti, dove chi voleva cimentarsi nella pittura, chi voleva cimentarsi nel canto, chi voleva cimentarsi nel teatro, e alla fine appunto vai a creare poi questo spettacolo con la collaborazione di tutti. Quell'anno abbiamo fatto 2 musical, uno era addirittura proprio uno su San Francesco anche, e penso che quello sia proprio il modo giusto per valorizzare, per far sentire i ragazzi valorizzati e non lasciarli, tra virgolette, in balia di quello che è un po' il mondo d'oggi, che è caotico. I device tecnologici purtroppo sono un rifugio in un certo senso per i giovani, ma sono anche una finestra sull'ignoto, che oltre ad avere le problematiche di gestire i contenuti che purtroppo non si possono gestire all'interno di quello che è il mondo interattivo, ma danno anche una problematica d'ansia. Avevo con me ospite proprio giovedì sera, scusate, il dottor Casteller a San Polo, dove abbiamo fatto un incontro con famiglie e insegnanti, e il dottor Casteller, psicologo e psicoterapeuta, appunto metteva l'accento sul fatto della sensazione d'ansia che hanno i giovani, e che se tu in uno studio che stanno portando avanti togli ai giovani l'utilizzo del device elettronico, lo stato d'ansia diminuisce. Quindi è un rifugio per loro, lo sentono come un rifugio, ma dall'altra parte è un mondo che gli provoca anche determinate problematiche. E allora ben vengano le iniziative come quelle appunto del gruppo di Andrea, per portare questi giovani come protagonisti, ma attivi, in quello che è un processo anche di comunità poi. Però bisogna supportarli. Sì. E allora io lo dico tutte le mattine, speriamo che qualcuno capisca. Io non devo essere fortunata ad avere il sindaco di San Polo, a conoscere Andrea Fiorotta e riuscire a entrare. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. E allora la scuola fa quello che può fare, perché giustamente... Ma poi, se io non ho la famiglia o il paese dove vivo questa opportunità, cosa faccio? E so benissimo che dietro l'angolo c'è il nemico che mi aspetta, che mi prende per mano e mi dice vieni con me, che ti faccio vedere quanto è facile invece vivere bene. Questo ragazzo si lascia un po' abbagliare da questo nemico e perde la via
il percorso giusto. Allora, Sindaco, e lo dico anche a Andrea Fiorotto, non è il caso un po' di rivedere tutti quanti quella che è la comunità, come si faceva una volta? Perché io dico sempre, siamo tantissime associazioni, io non conoscevo Andrea Fiorotto e lui mi ha detto è dal 2009, perciò capite, se io non li invito qua, magari non avrei mai la possibilità di conoscere. Sapete che la Mirella invece va a vedere le associazioni, chi sono, perché mi piace, perché si tratta di sociale, si tratta di crescere, di capire che ci sono tante persone che fanno, ma non conosciamo. Non sarebbe il caso, Andrea, dico anche al Sindaco, di capire chi fa cosa? Cioè, tu ti occupi di teatro, perfetto, allora cerchiamo di capire come orientare anche i ragazzi verso queste associazioni. Tu cosa fai? Porti a spasso gli anziani, li fai portare la spesa. Bene, allora andiamo a vedere. Perché avete fatto, parlo in generale, la politica, un minestrone dove tutti siamo dentro e non riusciamo più a capire chi siamo. Siamo tanti colori, tanti numeri, ma alla fine troviamo il ragazzo che diventa un piccolo bulletto, se così si può dire, perché poi alla fine troviamo l'anziano solo a casa che piange, che si dispera, e troviamo invece le associazioni che vorrebbero fare ma non riescono perché non hanno i nomi. Perché c'è la privacy dove vogliono, dove potrebbe aiutare invece il volontariato mettono la privacy. Noi saremmo anche stanchi. Cosa dici, Andrea? Se invece facessimo più squadra, grazie alla politica che ci deve supportare, perché da soli non ce la facciamo, non possiamo arrivare, sì possiamo avere gli sponsor perché conosciamo, ma poi se vuoi devi essere supportato dalla politica. Funziona così. Prego, Andrea. Sì, allora il tema è delicato e molto ampio soprattutto. Sicuramente il supporto politico è fondamentale, però io cerco sempre di fare lo step successivo. Iniziamo a fare, impegniamoci, mettiamoci passione. Tantissime volte ci scontreremo contro enormi difficoltà, contro anche la nuova legge del terzo settore è veramente molto complicata per le associazioni, però se mai partiamo perché ci sono questi limiti mai andremo da nessuna parte, quindi partiamo, facciamo, mettiamoci impegno, passione, cuore. Nel momento in cui ci sono le difficoltà un po' più importanti suoniamo il campanello e devo essere sincero, con l'amministrazione di Vittorio Veneto noi fortunatamente siamo sempre stati molto fortunati perché abbiamo un buon supporto, insomma, assolutamente, ecco. L'hai detto tu, ti ho detto tu, perché volontariato come me, cioè, siamo stati supportati dalla politica, certo, dall'amministratore. Ma se voi non aveste avuto questo supporto, per quanto bravi e buoni possiate essere, non vai da nessuna parte. L'orchestra che ho aperto all'inizio, questi ragazzi, si è sciolta perché non ha avuto nessun supporto, eppure era partita, 20 anni di storia, più di 1000 ragazzi passati su questa orchestra, dai 12 ai 22 anni, eppure non è stata ascoltata, ha partecipato a bandi, ha bussato a tutte le porte, però qualcuno andava da un'altra parte. Mi sembra, Sindaco, che sia un fallimento proprio della politica davanti alle telecamere sentire e vedere queste cose, che la Mirella racconta la verità. Ho avuto il presidente di questa orchestra, ha detto aiutatemi, supportatemi, non ce la faccio, eppure nessuno ha aperto la porta. Mirella ha trovato uno sponsor, ma è tardi, si è sciolta l'orchestra, che non è mica facile neppure trovare sponsor, perché il sponsor, ecco, Andrea sorride, ci vuole visibilità. Che visibilità? Mi dà visibilità questa cosa che faccio? Se non mi dà visibilità come faccio? Però puoi sentire che una festa anche importante, una dama prende 240.000 euro dalla regione, perché ho letto tutti i contributi, e poi questa orchestra che magari con molto meno poteva essere almeno al momento supportata, non viene supportata. Giustamente Betta ha detto facciamo tanto. Ho capito, ma bisogna anche vedere chi fa cosa, perché questa no, gli altri sì.
cioè un po' meno e forse accontentiamo un po' tutti, cioè i numeri, perché io li leggo, sono pubblici e hanno fatto saltare sulla sedia più di qualcuno. Cos'è sta storia? 240.000 euro, poi 10.000, 20.000, 30.000, a chi? E perché gli altri no? Cioè bisogna anche spiegare, cioè la trasparenza è fondamentale, tanto è vero che avete ha detto che adesso hanno fatto una piattaforma dove anche il mondo del volontariato potrà partecipare, che dai che Mirella spinge, qualcosa si arriverà della trasparenza di questi contributi, o sbaglio, Sindaco? Sì, questo è un tema proprio che mette in luce un aspetto di quella che è la politica un po' magari un po' fumosa, no? E fai bene, Mirella, a spingere e a battere sul punto che le cose siano chiare, che le cose siano spiegate in maniera tale, perché questo è quello che avvicina poi anche la politica alla gente. Perché una cosa che non è chiara, star qua a fare tante parole, il cittadino a casa, il telespettatore a casa poi non capisce e dice ma sti qua non si capisce cosa chi parla, fai manco andare a votare. Invece la questione è essere chiari, essere giusti, poi puoi condividere o non condividere, questo fa parte della democrazia, fa parte di quello che è l'aspetto della vita di tutti i giorni, però bisogna essere appunto chiari. Mi collego anche alla questione di prima, no, del mondo del volontariato, del terzo settore. Io ritengo che sia un po' una fotografia di quello che è anche il tempo, no, che viviamo oggi. Noi siamo passati da una storia che vedeva fondamentalmente due grossi fattori che supportavano la società. Uno era la famiglia e uno era la Chiesa, no? Avevamo sempre avuto una forte connotazione cattolica, quindi tutte le famiglie andavano a messa, eccetera. Oggi viene un po' meno l'aspetto e la forza anche, no, della Chiesa, viene un po' meno la forza della famiglia e la società si sta, tra virgolette, adattando attraverso le associazioni. Quindi il volontariato sta andando a coprire quei buchi che questi due grandi fattori, tra virgolette, educativi hanno lasciato. Difficilissimo. E la rete che tu, Mirella, stai cercando di fare è fondamentale, perché altrimenti se non vai avanti insieme, ognuno va avanti per conto suo, sono tante formiche che vanno sparpagliate. Invece quando si crea un plotone, il plotone può sfondare. Però, Sindaco, lei fa parte di un partito importante, un partito che ha il governo, con una premier. Non è che per caso riesce a dire a questa premier che siamo stanchi di sentire e di vedere che il mondo del volontariato deve girare col commercialista e deve pagare per fare volontariato? Non è il caso che anche voi, oltre a rivedere anche altre cose, cominciate a capire che è stato colpito proprio quello che vi ha tenuto in piedi anche durante la pandemia? È che si è speso dove la politica non arrivava. E magari lo fai in nome della trasparenza. Perché per essere trasparenti devi avere i professionisti che ti creano i bilanci. Mi sembra normale che il volontariato deve pagare per fare il volontariato, per fare sicurezza. Calma. Io sono sicura, va bene, ma vediamo a chi serve la sicurezza. Dove serve mettere la sicurezza? Non che tutti dobbiamo fare questo corso di sicurezza. Perché mi è venuto un dubbio, Sindaco, che sotto ci sia un business. Allora il business va pagato, ma dobbiamo pagarlo noi? Noi facciamo volontariato puro, vero, e dobbiamo pagare e girare col commercialista, e quelli diversamente giovani che non sono in grado di gestire questi nuovi strumenti, come ha detto lei, se ne sono andati, li abbiamo persi perché non erano in grado di sostenere. Sbaglio, Andrea? Ecco, capire invece quanto è importante il mondo del volontariato, l'associazionismo, supportarlo, rendere facile anche alle persone che non riescono a gestire ma che hanno dato tanto, di non estrometterle ma di continuare a lavorare con loro? Sì, assolutamente. Da presidente di un'associazione di oltre 150 soci di tutte le età, perché partiamo dai 3 anni fino ai 70 ed è anche questo il nostro bello, la nostra forza, questa unione di tre generazioni praticamente. Il volontariato è l'anima e l'impegno è l'anima di queste associazioni che
che stanno in piedi solamente tramite l'impegno e il tempo che queste persone, dobbiamo sempre ricordarcelo, tolgono dalla loro famiglia, dal loro lavoro, dal loro tempo libero per il bene dell'associazione. E fanno comunità. E fanno enorme comunità. Allora andiamo a vedere un altro video di Andrea Fiorot, Ali Estesi. Andiamo a vedere. Importante anche questo video che abbiamo visto di Ali Estesi, ma quanto importante è capire e far capire ai giovani che in quel momento, se lui si impegna, diventa lui il protagonista, è lui il direttore d'orchestra. Prego Andrea. Sì, allora il bello di Ali Estesi, della nostra associazione, è che diamo spazio a tutti, quindi non è solamente un'associazione culturale, ma strizziamo l'occhio e per bene anche al sociale, perché anche se non si ha una particolare dote o un talento, come diceva prima il sindaco, in Ali Estesi comunque dello spazio si trova e diamo appunto la possibilità a tutti di diventare protagonisti su un palcoscenico, che credo sia, per chi ha questa piccola ambizione, un momento veramente molto molto gratificante. Cosa dicono i ragazzi, Andrea, ecco, quando partecipano a questi eventi, a queste manifestazioni? Ecco, come li vedi Andrea? E soprattutto anche quelli meno giovani, che anche loro si sentono protagonisti, si sentono impegnati, si sentono vivi. Ecco, questa è la parola, mi sento vivo assieme anche ai giovani. Prego. Lo dico in modo molto semplice, li vedo sorridenti e lì secondo me hai fatto bingo. Vedi persone felici, persone che riescono a condividere la gioia del momento, ma anche con la responsabilità di sapere di fare una cosa molto importante. Nell'ultimo spettacolo, anche lì spalmato su 3 spettacoli, perché logicamente avevamo molte persone, molti spettatori e il teatro, per quanto grande, non le conteneva tutte, quindi in 3 spettacoli siamo riusciti a portare al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto oltre 1000 persone. E quando a fine giornata ti rendi conto di quello che hai fatto, ti si riempie il cuore di gioia, insomma. Molte a sorridere, forse lei ha visto e sentito, hai visto e sentito Andrea, l'emozione, ecco, riuscire a emozionare le persone è cosa difficile, sì, perché veramente ci impegniamo troppo poco per emozionarle, però le associazioni fanno questo. Ecco, lei assieme, Andrea, assieme ad altre realtà, questa squadra incredibile riesce a emozionare. Andiamo a vedere il prossimo video.
allora Sindaco, cosa diciamo a Andrea Fiorotto e a tutta questa squadra che sorride, si emoziona, si rende protagonista? Beh, grandi complimenti intanto per l'attività che fanno, ma il sorriso che ha Andrea penso che sia la fotografia appunto più bella, contagioso, un sorriso contagioso. Esatto, di quello che è l'attività che loro fanno e di quello che loro portano. Il bello poi di questo tipo di esperienze è che i ragazzi, quando avranno loro 30-40 anni, si ricorderanno dell'esperienza che hanno fatto a 10, 15, 20 anni e avranno comunque il desiderio di far riprovare quell'esperienza ai giovani che in quel momento ci saranno, e quindi ecco che lì si crea quella ruota famosa, no? Che porta, quella ruota virtuosa, che porta a continuare queste attività, che porta a continuare e a coltivare questo semino che si diceva prima, no? Che si semina, si pianta il bastoncino e si cerca di far andare sulla pianta. È un lavoro faticoso, non è semplice, appunto dedicare il tempo, dedicare risorse e fatica, però poi viene ripagato penso alla grande. Anch'io nell'esperienza che ho fatto per il mio piccolo, ecco, posso dire che vedere la soddisfazione dei ragazzi al termine di un'esecuzione, di uno spettacolo, con le loro forze, fatte con le loro fatiche, poi ti gratifica di tutto quello che hai perso, di tutto quello che hai dato, tra virgolette, a loro, ma appunto non è mai troppo quello che si dà rispetto a quello che si riceve in queste occasioni. Quindi davvero complimenti all'associazione e a tutti quanti i tuoi collaboratori. Grazie. Andrea. Mi permetto di inserirmi perché questa ruota virtuosa, come l'hai chiamata, è già partita per noi, perché abbiamo un piccolo gruppo all'interno di Ali Estese che si chiama Piccole Ali, in cui facciamo della propedeutica e della formazione per i bambini e ragazzi fino ai 13 anni, ma il bello è che questi laboratori sono gestiti dai nostri stessi ragazzi che nel frattempo sono cresciuti e logicamente supportati con la supervisione magari delle persone un po' più grandi, con un po' più di esperienza, però diciamo che questo circolo, questa ruota è già partita, insomma, ecco. Molto poi, chiaro. Ecco, io aggiungo, l'aspetto importante, no, di queste associazioni è che oltre all'attività, la formazione comunque che c'è dietro, perché appunto non è solo esclusivamente fare un'attività appunto fine a se stesso, è la formazione, cioè tu contribuisci alla formazione e all'educazione di un ragazzo, e quindi davvero se noi non avessimo le associazioni di volontariato nel nostro territorio non potremmo essere quello che siamo, quindi davvero vanno... Glielo dica qualcuno molto in alto, per cortesia, Sindaco, perché noi lo sappiamo, glielo dica qualcuno che forse ha sentito ma non ha ascoltato. Marina da Vittorio Veneto, vai Marina! Pronto? Non sento? Eccola qua, prego Marina. Ho guardato tutti i programmi tutti gli spettacoli che hanno fatto agli Estese, sono veramente fantastici. La passione che ci mettono non ha niente a che invidiare da sinceramente attori che ci sono in giro. Veramente complimenti a tutti e agli Estese. Brava Marina, grazie anche per aver chiamato, perché questo è il sostegno, ecco, le persone a casa che dicono bravi, ecco, questo è il riconoscimento che voi volete, e penso Marina che Andrea abbia proprio gradito questa telefonata e questi complimenti, perché hanno bisogno di questo, del vostro supporto. Sindaco Fantuzzo, cos'è il disagio? Sente a disagio magari delle volte quando non riesce a dire sì, quando non riesce ad aiutare, quando non riesce anche ad ascoltare, perché siete in prima linea, non c'è niente da fare, i sindaci ci sono, non c'è niente altro. Qualcuno adesso sta a goccia dando contributi a tutti, perché siamo sotto elezioni e allora bisogna accontentare tutti quanti, allora tutti sono visibili, e questo mi dà molto fastidio, dico la verità, Sindaco, perché c'erano anche prima. Sono sempre stati, forse all'improvviso, però tutti sono importanti, sì, perché è importante il voto. Prima Rinaldo ha detto moltiplichiamo questi numeri, 5.000 voti, perché si parlava di un caso specifico dell'orchestra, genitori, nonni, tutti quanti, che numeri vengono fuori. E allora la politica in questo caso deve fare i conti, sono sotto le elezioni, oppure deve essere presente sempre? Però vi ho dato
ha passato il cerino a voi sindaci che avete la coperta più corta di tutti e siete gli unici dove si può bussare, dove almeno si viene ascoltati quasi sempre, devo dire la verità, però quelle sono le risorse, non è che potete inventarvi il mondo, prego. E soprattutto la sicurezza adesso, queste persone che hanno paura anche di stare a casa perché arrivano a casa, lei ne sa qualcosa, tutti i paesi vivono questo momento drammatico dei furti anche all'interno delle case con le persone dentro e questo preoccupa molto, prego. Sì, il disagio tra virgolette è tanto, nel senso che il disagio e il dispiacere anche di non riuscire a dare delle risposte a tutti e soprattutto a dare le risposte che la gente magari si aspetta. Noi, è il nostro ruolo. Se facciamo i sindaci, se facciamo gli amministratori nei comuni è perché comunque in un certo senso sposiamo quella che è una missione di essere prossimi al territorio. Poi c'è la difficoltà che dalla richiesta che tu ricevi dal territorio devi riuscire a portare il messaggio più in alto. E allora lì ecco che subentra la qualità di quella che può essere una politica e una anche filiera politica, in un certo senso, che si fida delle persone che sono i frontman, quindi in questo caso dei sindaci, perché i sindaci vengono sempre elogiati, decantati, i nostri sindaci in prima linea, sì, ma poi non si ascoltano i sindaci tante volte, oppure servono solo per dare quel... Ma chi è che non vi ascolta, i parlamentari vostri? Chi è sopra a livello comunale, chi è sopra a livello comunale. E quindi sì, è come se fossero quasi dei mondi paralleli, no? Che corrono insieme, a fatica si incontrano, però è compito nostro, che facciamo appunto politica locale, scardinare anche questi meccanismi e andare a portare a livelli superiori quelle che sono le istanze concrete. Poi è vero, noi siamo i primi e siamo anche quelli con le armi un po' più spuntate, tra virgolette, per far fronte a determinati problemi, ma questo non vieta che attraverso la rete si possono comunque fare delle azioni positive. Adesso ci sono dei problemi importanti, come ad esempio quello di furti è uno, e del sentirsi sicuri a casa propria, che è uno dei problemi principali, e anche là sempre una questione di comunità, perché a me è successo un caso appunto prima di Natale, dove ci sono state una serie di furti, allarmi che suonavano in centro paese, quindi non in campagna, in centro paese, allarmi che suonavano, l'indifferenza un po' anche, no, dei vicini, che l'allarme ormai suona quasi sempre perché uno dimentica la finestra aperta, il gatto che passa, e quindi anche tra virgolette questi strumenti che dovrebbero essere da dissuasori o comunque anche da richiamo per quello che è un vicinato eccetera, capire la gente ormai è un po', come dire, non si interessa, no? Invece lo spirito di comunità è quello di prendersi cura anche, no, l'uno dell'altro, oltre però, nelle situazioni di difficoltà. Calma su questo, perché io penso che la gente abbia paura, perché non è che all'interno tu sai cosa trovi, cioè il ladruncolo. Abbiamo visto... Ma non bisogna andare lì a prenderli. Ho capito, la questione però, è la segnalazione. Ma quando tu arrivi ad aver paura, tu non fai più niente, perché sei paralizzato. È vero. Cioè non mi espongo, perché devo dare il nome e il cognome, devo dire chi sono, e perciò la paura ti blocca. E questa paura, quei messaggi che vediamo tutti i giorni, fa sì che ormai hanno paura anche dei ragazzini. Cioè vedono il gruppetto, io sento dalle telefonate, aggiro il gruppetto, non esco perché mi fa paura. È vero? Ma stiamo scherzando, perché non è così, non è vero che è così. Non è vero, Andrea, io continuo a dirlo, io a Treviso giro a tutte le ore. Non è così, so anch'io che devo avere le antenne, perché non è che devi dormire, ma neanche avere questo terrore di girare, perché sta passando il messaggio e lo stiamo vedendo nelle strade. Dopo le 17, guarda, non c'è più nessuno in giro. Quando rientrano dal lavoro c'è il deserto totale, o sbaglio Andrea? Si sente anche dai ragazzi, ecco lei, tu Andrea che vivi con questa comunità, il senso di disagio, di paura, ecco, proprio che ormai salta agli occhi di tutti. Prego Andrea.
Allora, paura forse non lo so, certo come dicevi prima sicuramente un po' più di attenzione in determinate circostanze, quello sì, sicuramente. Paura vera e propria forse non l'ho ancora respirata, però c'è un po' di disagio appunto come dicevi prima. Come fare per risolvere questa cosa? Non lo so, diciamo che gli strumenti non li ho sicuramente per farlo, però forse se si riuscisse a rivivere meglio la comunità, come diceva prima Nicola, sarebbe sicuramente uno strumento propositivo per abbattere questa paura e per far sì che tutti riescano a vivere meglio il proprio territorio, insomma. Non è forse... Mirella, alla fine, sì, no? Quando succede un caso e tu ti trovi che le persone attorno, invece di aiutarti, ti riprendono col cellulare perché è più importante riprendere e fare il video di quello che sta succedendo piuttosto che venire lì a darti una mano, quello è un problema. Ma quello è una società che è individualista, che pensa solo a se stessa. Però, Sindaco, quello che io vedo, quando fate queste feste paesane molto belle dove partecipa la comunità, io non vedo che c'è tanto disagio, partecipano le famiglie, si riempiono le piazze, la gente esce perché il numero è importante, dove c'è numero difficilmente trovi problemi. Non è il caso forse che dobbiamo ampliare ancora di più, invece di farle solo determinati periodi dell'anno, riusciamo a far vivere questi paesi in maniera che così la gente anche ha meno paura, perché quando ci sono queste attrazioni la gente esce, gli stand sono pieni, cioè vedi che c'è una certa vivacità, sì. Ma se noi continuiamo, cioè siamo nel 2025, facciamo come una volta che facevano la festa a 15 giorni per un matrimonio, ecco, cominciamo a far festa, più festa, perché spendiamo pure i soldi, li troviamo in determinate occasioni, cerchiamo di trovarli per la comunità, di mettere in festa la comunità. Anche questo potrebbe essere un passaggio importante, coinvolgere le associazioni tutti assieme, non ognuno col proprio campanile. Chi sei? Non ce l'ho qua, andiamo a vedere se c'è qualcuno che mi può dare una mano, conoscerci, prego. Sì, hai dato proprio la parola giusta, cioè quando si è insieme si ha meno paura e si va fuori, perché ti senti comunque all'interno di un contesto sì, con tante persone e quindi tra virgolette anche protetto. E quindi il meccanismo è proprio quello, riuscire a creare situazioni dove la gente si sente tranquilla nello stare insieme. Non è facile, ma neanche le associazioni comunque non sono così, tra virgolette, sempre agevolate, no? Io vedo anche nel mio comune, avevamo 45 associazioni prima del Covid e tanti dicevano oh sì, un paese pieno di associazioni, no, la realtà è che poi persone che fanno volontariato sono 100, se le dividi in 40 parti vuol dire che sono 3 persone associazioni. Non so, Sindaco, che nel Veneto eravamo ai primi posti, siamo 18esimi e 20esimi come associazioni di volontariato. Le associazioni stanno vivendo comunque un periodo di stanca, e lo vedo anch'io appunto nel mio piccolo, dove i volontari, Avis, Alpini, Proloco, cioè sono gli stessi. Alla fine sono gli stessi che si dedicano a più eventi, quindi bisogna ritrovare il gusto del tempo che si ha, che tutti abbiamo, di dedicarlo a qualcosa, perché ripeto, oggi il mondo del terzo settore, il volontariato, sta andando pian piano sempre di più a sostituire quello che nella società manca. E quindi, e siccome quella è una situazione controllata e positiva, va alimentata. Perché chi si occupa delle persone con disagi, quindi tipo Caritas, tipo anche quello che fai tu Mirella col banco alimentare, c'è chi si occupa delle persone tra virgolette fragili e emarginate, c'è chi si occupa dei giovani, c'è chi si occupa degli anziani. Noi adesso abbiamo da qualche anno un gruppo di ragazzi del Mato Grosso, ad esempio, che fanno un lavoro straordinario nel fare la spesa per gli anziani, nell'andare a tagliare le siepi, e loro lo fanno con uno scopo, oltre che loro dello stare insieme, lo fanno anche poi con uno scopo poi benefico verso le comunità che loro seguono nel Ma io Sud penso America. un'altra cosa, Sindaco. Ad esempio questa mattina abbiamo Andrea Fiorotto, queste associazioni ali estese con questi ragazzi. Perché non invitare questa associazione
a venire magari a San Polo, cioè capisce quello che va? Lo scambio, lo scambio, è questo che manca, o sbaglio Andrea? Cioè noi ci siamo nel nostro territorio, siamo conosciuti, però poi non ci conoscono. Perché non scambiare e far vedere invece le realtà positive che abbiamo, sindaco? Ma lo dovete fare voi, perché voi avete la possibilità di mettere a disposizione gli spazi, giusto? Anche a sostenerli con le vostre associazioni di volontariato. Perciò c'è uno scambio, perché così ci stiamo veramente isolando tutti. Io faccio questo, bravissimo, ma faccio questo, non lo sa nessuno a parte dove vivo, oppure chi mi conosce. Cioè dobbiamo più fare scambi, perché sennò li perdiamo. Sì, perfettamente d'accordo. Andrea? Sì. Se adesso il sindaco dice invito Andrea con ali estese nel mio comune, saresti disponibile ad andare? Domani, assolutamente sì. Allora, noi quando cerchiamo di uscire dal nostro territorio ci impegniamo sempre in prima persona, quindi troviamo il teatro, troviamo eventualmente la collaborazione e il patrocinio del comune dove andremo. Il prossimo spettacolo sarà l'8 marzo a Sacile, quindi per la prima volta finalmente siamo riusciti ad arrivare anche a Sacile. Bravo Andrea, spingi, finalmente. E quindi sì, è molto impegnativo, ci vuole molto tempo. E anche supporto, dai. Sì, assolutamente, cioè, il supporto è fondamentale poi, perché altrimenti poi ti scontri comunque anche, è brutto da dire, comunque con i ritmi dell'amministrazione, che non sono molte volte dinamici come ci si interfaccia. Ad esempio, penso anche ai trasporti, poi ogni volta mi dicono, ma il trasporto. Andiamo a vedere quante associazioni di volontariato hanno pulmini che magari il sabato e la domenica sono fermi. No, perché non ne parla nessuno. Allora perché dobbiamo sempre avere il problema dei trasporti prima di renderci conto cosa abbiamo in casa e come possono aiutare anche nel momento che ci spostiamo? Sindaco, cosa dice Andrea? Perché il trasporto è una cosa importante, il trasporto costa. Certo. Allora, visto che abbiamo anche questo, perché non coinvolgere un po' tutti? Ma lo deve dire la Mirella ogni volta. Ma chi di dovere dovrebbe sapere? C'è anche una cupola che dovrebbe fare questo, mi sembra, sindaco. Si chiama Volontari Insieme, mi sembra, so se sbaglio. Esatto, purtroppo è fatica lavorare insieme, ma è una fatica tremenda. E difatti il fatto che tu, Mirella, continui a portare avanti questo messaggio secondo me è importante, e dobbiamo, tra virgolette, tutti darti una mano su questo, ma proprio perché le risorse ci sono, non è che non ci sono. Ogni associazione nel suo piccolo riesce comunque ad avere una serie di contributi, di cose. Se poi queste forze si mettono insieme, si crea davvero un mondo importante, un mondo che può davvero avere un ruolo fondamentale in quello che è una società di oggi in cui mancano i riferimenti. Poi c'è la burocrazia, quella purtroppo. Ma quella ve la piaga. lasciamo a voi, perché voi riuscite a superarla anche per noi, perché solo richiedere gli spazi pubblici è una cosa, è vero, incredibile, oppure a pagamento. Ma come? Vengo a far vivere, mi fai anche pagare, cioè non riesco a capire queste cose. Però l'importante è fare squadra, e io sto cercando veramente di fare questo, anche con una bella iniziativa proprio per la raccolta delle firme, perché ci sono troppi morti sulle strade. Anche questa settimana Andrea Adami ha mandato veramente dei video incredibili di ragazzi morti, di persone morte sulle strade o in macchina o in motocicletta. Perciò il 13 aprile l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada raccoglierà anche nel nostro territorio, come ha fatto, perché sono loro adesso i promotori. Io sono partita con i Veneti Schiacciati, ma giustamente a livello nazionale deve essere un'associazione che si occupa di questo, e perciò l'associazione italiana, parlo perciò, e saluto anche la Presidente Giuseppina Cassaniti, il 13 di aprile so che ha fatto richiesta al Comune di Treviso per fare questa raccolta di firme con tante associazioni, con tante cose, perché si darà vita alla comunità. Ecco, la comunità avrà la possibilità di vedere dallo sport alla pittura, alla musica e alla sicurezza, perché è sempre parlare di sicurezza, e questo è molto importante, perché sono numeri che veramente preoccupano
occupano. Io so che lei è stato a Verona, io non c'ero, ma c'era la Patrizia Pisi, che è una rappresentante di un'associazione che fa parte del mio gruppo ed è un avvenimento veramente importante. Cosa ha visto? Ecco, cosa ci racconta? So che era qua che l'associazione l'ha invitata, motociclisti incolumi. Esatto, e proprio in quell'occasione è stato un momento in cui si sono trovati ad un tavolo più associazioni, sempre in quel caso all'interno della sfera motociclistica, diciamo, però il messaggio che è passato è stato proprio questo: per poter far massa critica e ottenere qualcosa bisogna essere insieme, bisogna che sia motocicletta, che sia automobile, che sia bicicletta, bisogna davvero mettere insieme le forze per andare a battere su quelli che sono dei temi, tipo ad esempio quello della sicurezza stradale, della manutenzione delle strade e anche dell'innovazione, tra virgolette, in certi sensi, come quello riguardante la sfera motociclistica, del guardrail che non sia più una ghigliottina, la questione degli airbag, eccetera. Sono tutti temi che se li porta avanti un'associazione da sola fa fatica a riuscire a battere, a bussare tutte le porte anche dei tavoli, tra virgolette, importanti, quelli magari ministeriali. Invece se la massa critica è importante, se dietro ci sono tante famiglie, ci sono tante persone, la voce ce l'hai più grossa e quindi davvero puoi contare e essere più incisivo. Questo è stato il messaggio che è venuto fuori, oltre al fatto che appunto si chiede alla politica di oltre che prendere coscienza in maniera sempre maggiore della problematica, ma anche riuscire ad attivare degli strumenti che siano funzionali a mitigare, perché risolvere questo problema sarà difficile da risolvere al 100%, però bisogna trovare i sistemi per mitigarlo, investendo e qui appunto la politica può fare una parte importante dando soldi mirati, non soldi per la sicurezza stradale poi vanno sulle aiuole per farle belle, no, ci sono degli elementi proprio tecnici, tra virgolette, dove si può andare a intervenire e incidere e bisogna andare a farlo. E poi chiaramente la parte di prevenzione, parlarne ai giovani, insistere e far capire che quando uno è sulla strada è comunque in una situazione, tra virgolette, dove le antenne vanno tenute alte. La tecnologia fortunatamente ha fatto passi da gigante. Noi abbiamo questo airbag come per le cinture di sicurezza nelle macchine, ma è così difficile far capire che bisogna obbligatorio l'airbag ai motociclisti, perché veramente i numeri sono veramente disarmanti. Io vorrei vedere se tutti quei ragazzi che sono morti, persone che sono morte, avessero avuto l'airbag. Io non dico, però può essere che magari sarebbero ancora qui. Chi dice di no? Sicuramente una percentuale ci sarebbe. Allora perché anche qua a livello proprio italiano con il nuovo codice della strada il presidente Cassaniti ha cercato di portare avanti, ha fatto veramente un cartello con tutte le cose utili per fare sicurezza, non è stata ascoltata. 55.000 firme aveva raccolto, cioè non una. Allora capisce perché adesso si cerca di andare in Europa, perché se l'Italia non risponde, se il governo non risponde, vado da un'altra parte, perché sono troppi morti, i morti non tornano più, sono famiglie distrutte. Cosa dice Andrea? L'importanza anche di capire cosa la tecnologia mette a disposizione, è importante questo, prego. Sì, è fondamentale da appassionato di motosportive, quindi non praticante, quindi anche vedendo gli idoli magari dei motociclisti, quindi in MotoGP o sulle competizioni, vedere le cadute importanti che hanno, però se ne escono sempre incolumi perché hanno tutto un sistema di sicurezza che riesce a proteggerli. Credo che già quello sia uno stimolo, un campanello a dire: ma cavolo, esiste l'airbag, me lo prendo e quando vado a farmi il mio giro in montagna me lo metto. Però adesso è troppo caro, oppure anche chi ce l'ha magari non lo mette perché non è obbligatorio, perché noi siamo così, bisogna dire anche la verità, basta vedere le cinture di sicurezza posteriori, chi se le mette. Se volete dirmi chi se le mette, sono obbligatorie o sbaglio? Se pensiamo anche al casco, il casco non sono tantissimi anni che è obbligatorio. Esatto. Quindi anche lì è stato un passaggio anche culturale. No? Esatto. Perché oltre alla regola poi ci vuole il passaggio culturale, quindi è giusto dire ci sono degli strumenti di sicurezza ma non utilizzati, e se non li utilizzi
prendi la multa, ma poi c'è il passaggio culturale, cioè che passa attraverso la formazione, quella che si diceva anche prima, il fatto che una persona prenda coscienza che non ha il costo, perché una vita non può avere un costo, una vita. È uno strumento che ti dà una percentuale di salvarti maggiore, lo devi utilizzare. Come ci saluta, Sindaco? Cosa vuole dire? Che messaggio vuole lanciare? Beh, direi che appunto oggi abbiamo lanciato tanti messaggi e visto anche tante cose positive. Sulla scia di questo noi a San Polo stiamo preparando un evento che è la fiera che noi organizziamo di solito in primavera, quindi che è denominata Primavera sull'Ia, che è il nostro corso d'acqua che attraversa il paese. Noi siamo un paese di risorgiva con l'acqua buona, quindi dovevamo valorizzarla all'interno della sfera comunque dei germogli di primavera, quindi con l'asparago bianco eccetera, e lì metteremo dentro tante attività anche per famiglie, per giovani, e magari sarà l'occasione anche per trovare una collaborazione con Andrea e la sua associazione, quindi vi aspettiamo. E raccoglieremo firme anche là, magari, Sindaco? Come possibilità fatto a Motta, Spresiano, ormai abbiamo girato parecchio. Molto volentieri, davvero quello che può essere utile per smuovere un pochettino le situazioni, Mirella, sai che dobbiamo farlo e dobbiamo unire le forze per questo. Mi fa molto piacere perché ho avuto anche ospite il responsabile dei locali da ballo del Triveneto, il quale ha detto che mette a disposizione anche queste strutture per raccogliere firme, perché è là che troviamo anche le masse di giovani, ecco, soprattutto di persone, perciò mi fa molto piacere che abbia aderito a questa raccolta firme, perciò vedrete nelle discoteche prossimamente, proprio qui familiari italiani, associazioni italiane familiari vittime della strada, ci sarà questa raccolta e poi andremo nelle piazze di questi importanti comuni e sindaci che abbiamo. Grazie Sindaco. Grazie. Sentiamo Andrea Fiorotto, che messaggio vuole lasciare? Di fare, quindi di metterci passione, impegno nel fare le cose, se si crede in qualcosa. E per quanto riguarda invece la nostra associazione, se avete piacere di seguirci sui nostri canali social. Vediamo anche le foto che ha portato Andrea Fiorotto, così le vediamo, queste foto di questi ragazzi che fanno teatro, eccoli qua. Sì. Qui cosa stiamo vedendo? Oltre all'arcobaleno basato sul mago di Oz. Ah, che belle. La strega buona e la strega cattiva. Belle, belle. Guardate. E questo l'arcobaleno, ovviamente. Bellissimo. Penso, Sindaco, che sarà molto bello vedere questi ragazzi, guardate che belli. Sì, molto, molto davvero. Chi è il direttore artistico? Alessandra Zandanella, la nostra regista storica. Avete visto? Bravissimi, complimenti. Anche i costumi devo dire che... anche lì c'è un team sempre di volontari, logicamente, di una decina, 10-15 persone che realizzano tutto ex novo. Perciò vedete, capite perché Mirella li invita, perché veramente bisogna supportarli, perché ci mettono tutto, l'anima, tempo, sacrificio, ma la passione, e la passione di fare comunità, di fare squadra. Grazie, grazie, pubblicità. Altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Rebecca Zorzetto, Associazione Club Alcologici Territoriale. Grazie Rebecca di essere qui. Saluto anche Gianpietro Cecchetti, un familiare, anche lui dirà la sua. Allora, cosa del vostro osservatorio, cosa state vedendo? Allora, tanto alcol, tanto bere, specialmente nei giovani, questi drink pazzeschi, ma non solo, e soprattutto il male che fa bere se non sei anche adeguatamente preparato e capisci l'importanza di non bere. Ecco, questo è il problema che io vorrei far capire, perché mi sembra che questi giovani stanno alzando un po' troppo l'asticella e questo non va bene, però siamo anche un paese del vino, perché tutti quanti decantano questo vino, allora non riusciamo bene a capire dove si vuole andare a parare. Prego Rebecca, chi è questa associazione? Allora, appunto, i giovani di oggi hanno cambiato il modo di bere e bevono tramite un binge drinking, quindi bevono il sabato sera tanto alcol. Abbiamo adesso attivato con l'associazione una collaborazione con l'ULS e quindi la nostra associazione di persone che hanno avuto appunto problemi con l'alcol vanno a testimoniare nelle scuole e cercano di insegnare l'importanza del non bere ai ragazzi o del bere più consapevolmente.
Proprio in questi giorni c'è stata una Proprio in raccolta questi giorni, infatti, c'è stato un intervento dell'ACAT nelle scuole. Che noi sono abbiamo andati... avuto anche ospite. Perfetto, Sì. benissimo, che sono andati appunto nelle scuole veneziane, del veneziano, si fanno dei progetti di peer education e queste persone portano le testimonianze ai ragazzi e i ragazzi sono affascinati. Loro dicono sempre, noi non vi diciamo non bere più, ma almeno pensate a quello che vi stiamo dicendo oggi quando fate queste abbuffate di alcol, questo binge drinking. Allora, spieghiamo bene, perché sono nomi che magari alle persone a casa, specialmente i nostri diversamente giovani, dicono cos'è sta roba. Allora spieghiamo, perché ha un significato molto importante questa parola. Spieghiamo cos'è questa moda. Prego Rebecca. La moda al binge drinking è la buffata di alcol. Quindi non bevo più per stare in compagnia, per la socialità, ma bevo per ubriacarmi. I ragazzi di oggi, quando andiamo nelle scuole, ci dicono proprio: io esco e dico stasera voglio ubriacarmi, voglio bere. Pensano già di uscire per ubriacarsi, quindi non per stare in compagnia. A buffata di alcol vuol dire ci sono questi aperitivi lunghissimi dove bevono dalle 7 della sera fino a mezzanotte e dopo magari montano in macchina e si trovano in situazioni molto pericolose. L'ACAT è fondamentale nel portare le testimonianze a questi ragazzi e al dire pensateci, pensate a noi, pensate a che la catena della dipendenza è un attimo, insomma, si può diventare appunto dipendenti a persone con problemi alcol correlati senza accorgersi. Si comincia a 15-16 anni e poi non si smette più. Questa Allora, è la cosa sentiamo importante. anche Gianpietro Cecchetti, familiare. Eppure qualcuno dovrebbe prevenire, dovrebbe capire, ad esempio, di quei genitori, tanto perché bisogna pure partire dal primo anello. Possibile che non ti accorgi che tuo figlio sta facendo delle azioni che non vanno bene? Possibile che non riesci a guardarlo negli occhi anche dai movimenti che vedi che questo ragazzo non ha dei movimenti normali, perché non è che questa sbornia passi così velocemente, eppure c'è il silenzio totale, non vedo, non sento, non parlo, e così il ragazzo esce un'altra volta, tanto qual è il problema? Parte qualche romanzina così, ma tutto sommato questo genitore non si mette in gioco. E questo fa molto male, perché poi vediamo quello che dice Rebecca, noi li vediamo, se ne parliamo, vuol dire che il fenomeno sta avendo dei numeri veramente che ci preoccupano. Prego. Sì, direi che la componente educativa è molto importante e la famiglia è l'anello di origine principale. Poi mi metto anche dalla parte del genitore, diciamo così, non per difendere, ma per cercare di capire laddove può fare fatica a vedere nel figlio la situazione. Allora certo, l'attenzione c'è e ci deve essere, magari ce ne deve essere di più, non va sottovalutato, perché a volte si sente anche il genitore dire ma sì, l'ho fatto anch'io, no? È una cosa che in Veneto, se vogliamo essere banali ma non fino in fondo, perché c'è anche una realtà in questo senso, c'è una tradizione di questo tipo, no? Che nasce dalle famiglie fin dall'inizio, no? Tocca di vino rosso la bocca del bambino che nasce perché porta bene, no? Allora, e quello che invece come associazione, no? ACAT ci proponiamo è in particolare quello di creare una consapevolezza, no? Le persone devono essere informate sul bere, su cosa significa, e farlo fin da ragazzi, fin con i ragazzi è fondamentale. Per questo, no? Ne parlavamo venendo qui in macchina, no? Avete fatto la trasmissione anche sugli incidenti, su queste robe qua. Allora è diverso se facciamo una lezione didattica ai ragazzi nelle scuole sul tema dell'alcol. Quando vanno le persone che l'hanno vissuto sulla propria pelle, che hanno avuto la situazione familiare devastata dalle problematiche e parlano ai ragazzi a cuore aperto, è lì che c'entri la situazione e vedi che i ragazzi che magari a lezione chiacchierano fra di loro, sono distratti, la loro attenzione, me lo raccontava Rebecca che ha questa attività e la sta gestendo molto bene, no? Sono completamente presi perché capiscono che stanno parlando della vita reale delle persone. È vero Gianpietro quello che stai dicendo, però a Rebecca chiedo, ma nel momento che poi questi ragazzi escono, sapete quanto è facile dimenticare, scordarsi, che trovano questo amico dietro l'angolo che è l'alcol, sono minore ma ho l'amico maggiorenne, vado al supermercato e me lo prendono, tanto è vero che questo gestore di locali dicono non è che da noi che bevono, arrivano già con le bottiglie, hanno già bevuto, si vede, si sente,
Non c'è che c'è un business che supera invece le coscienze che dovrebbero dire fermiamoci un momento, perché abbiamo la birra analcolica, abbiamo anche il vino analcolico, però io ho avuto un trasportatore e c'è chi la trova. Io sono andata al supermercato ma non sono riuscito a trovarla. C'è qualcosa che si potrebbe fare, ma non è che sia un business talmente grande che nessuno vuole mettere il famoso dito nella piaga, perché io sto pensando questo, prego. Infatti in Veneto insomma si beve, c'è la cultura dell'alcol e a Venezia c'è molta cultura dell'alcol, quindi si va nelle scuole, l'ULSS e l'ACAT sta andando nelle scuole per far riflettere i ragazzi che quando vedono le pubblicità ti compare la birra ghiacciata, il prosecco, ti compaiono tutte le pubblicità che ti fanno venire voglia di bere alcol. Quindi qual è la sfida che noi lanciamo ai ragazzi? Sì, dire di no, il saper dire di no. Infatti i ragazzi a scuola, che siamo andati appunto in questi giorni con l'ACAT, ci hanno detto è proprio una sfida dire di no, perché mio amico mi dice ma dai bevi un goccio, dai beviamo insieme, e io devo imparare a dire no, questa sera non bevo, questa sera mi prendo un mocktail, un'altra parola magari non conosciuta dai più, insomma, che sono i cocktail analcolici. Adesso stanno facendo il gin analcolico, il prosecco analcolico, la birra analcolica, i mocktail. Perché noi chiediamo ai ragazzi ma perché voi bevete? E loro ci dicono per il gusto dell'alcol, per il gusto di bere. E noi diciamo no, ma indagate perché le persone bevono, perché, non lo so, Maria esce e ha voglia di bere, perché non beve un mocktail invece che un cocktail, quindi un cocktail analcolico invece che un cocktail alcolico. Quindi noi cerchiamo di far riflettere i ragazzi sul perché loro bevono, perché la società ti spinge a bere. C'è un noto comico che ha fatto un video che dice piccole dosi crescono, vi invogliamo fin da piccoli a bere con il Bacardi, con le dosi più piccole di alcol per accompagnarvi a dosi sempre più grandi, no? Quindi piccole dosi di alcol crescono sempre di più con queste bevande eccitanti da piccoli fino a farvi arrivare a 16-17 anni a bere sempre di più fino ad arrivare ai 25-30 in cui io sono ormai un bevitore. Quindi la società ti spinge, il ruolo dell'ACAT e dell'ULSS è quello di far riflettere, di far ragionare, del saper bere consapevolmente, tra virgolette, saper dire di no. Molto importante, grazie di averlo spiegato anche bene. Saluto anche la dottoressa Elena Vecchioni, Fondazione Rava, grazie dottoressa di essere qui. Noi daremo altri numeri invece, dei numeri molto importanti per questa raccolta di farmaci. Andiamo a vedere prima il video raccolta solidale farmaci e poi lo commenteremo con la dottoressa Elena Vecchioni che ci darà dei numeri. Non daremo noi i numeri, li darà la dottoressa, ma quelli veri e quelli seri per avere anche trasparenza su quello che viene fatto. Andiamo a vedere. Se vuole prendere dei prodotti della farmacia per i bambini o delle famiglie che ne hanno bisogno e metterlo nel carrello blu. Va bene. Ci sono sciroppi, tachipirine, sì, quelli che cito alla farmacia per i bambini. Sono stati accolti così i clienti della farmacia di San Liberale a Treviso, tra le strutture della marca che hanno aderito alla raccolta farmaci per i bambini in stato di necessità, promossa dalla Onlus Veneti Schiacciati dalla Crisi della nostra Mirella Tuzzato, un'iniziativa che ha messo insieme volontari e allievi della quinta primaria Collodi e della prima media Coletti. E per loro è un'esperienza formativa, perché trovarsi a contatto con la cittadinanza diretta nel quartiere San Liberale, che per molti di loro è il loro quartiere ma non per tutti, a intercettare i cittadini e fargli capire quanto è importante donare per chi è in difficoltà, per loro è un'esperienza formativa, educativa veramente di altissimo valore. Solidarietà concreta che arriva all'inizio dell'inverno con tante famiglie trevigiane in difficoltà nell'acquisto di farmaci, anche quelli più elementari. Enzo Andretta è una delle anime di questa mobilitazione. Molte persone ci fanno presente che c'è questa difficoltà di reperire prodotti anche di prima necessità, anzi vediamo che abbiamo delle persone che si presentano qui, ci dicono guardi anche noi siamo in difficoltà, vorremmo donare però non riusciamo a far fronte anche alle nostre esigenze. 15 le farmacie aderenti in tutta la Marca fino al 22 di novembre, l'invito a fare la propria parte è esteso a tutti. Di mettere qualche regalo per i bambini che sono in difficoltà. È molto bella perché stiamo aiutando tante persone che sono in molta difficoltà.
Quindi siete orgogliosi di quello che state facendo? Sì, molto, perché tipo le persone povere hanno bisogno dei farmaci per vivere. Mi piace fare questa attività perché è un lavoro di gruppo e aiutiamo le persone che hanno meno fortuna. Vi state divertendo anche? Sì, molto, perché è bellissimo aiutare le persone in difficoltà. Cosa ne pensa dottoressa Elena Vecchioni? Sempre complimenti per questa raccolta dove si coinvolge sempre di più anche i bambini, le scuole. Abbiamo sentito questa dirigente che si è messa in prima linea, la professoressa Ferraro, con l'associazione combattentisti che ci hanno dato una mano. Prego dottoressa. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare sempre Mirella per questo invito, da nome mio personale di tutta la Fondazione Francesca Rava. È sempre un'opportunità bellissima che ci date ogni anno per far conoscere numeri e realtà di questo progetto in farmacia per i bambini, che è un progetto nazionale e che però in Veneto, devo dire, ha dei numeri bellissimi. Quindi grazie a Mirella e a tutti voi veramente per l'invito. Mi ha molto emozionato il fatto di vedere questi bambini, perché noi puntiamo proprio alla sensibilizzazione, alla sensibilità delle giovani generazioni sul concetto del dare per dare, che è un concetto molto ampio al quale la Fondazione Rava lavora da tanti anni e che di fatto porta poi dei numeri così importanti. Quest'anno siamo appunto arrivati ad ormai a tanti anni, è passato il ventennio della Fondazione Francesca Rava. E oggi in Veneto abbiamo avuto, nell'ultima edizione, 391 farmacie aderenti, quindi un bel numero, tenendo conto che il Veneto è una delle regioni che collabora di più naturalmente alla raccolta solidale, quindi 391 farmacie aderenti con 81 enti assistenziali di appoggio. Questo è altrettanto importante. Purtroppo i bisogni crescono e quindi di fatto abbiamo anche il numero di enti che afferiscono alla Fondazione Francesca Rava e che si associano e si convenzionano con la Fondazione per poter aderire, poter afferire a questi prodotti, a questi beni donati. Con circa 782 volontari, pensate il numero straordinario di persone che noi ringraziamo tutti i giorni, che sono, noi li chiamiamo il braccio armato di questa giornata, perché di questa settimana solidale, perché di fatto sono loro che danno una mano alla sensibilità, all'acquisto e alla donazione da parte del cittadino, con un totale quest'anno di 26.971 prodotti donati, quindi dei numeri straordinari, dei numeri che fanno pensare veramente a quanto ci sia ancora tanto senso di sostenibilità e di sensibilità alla donazione, ma quanto in realtà bisogno, basti pensare agli 81 enti assistenziali agganciati a noi, quanto ci sia bisogno di condividere questo concetto importante che è quello appunto della salute, dell'equità della salute, che è un bene essenziale. Dottoressa Vecchioni, quello che però mi preoccupa è questo numero di poveri, 6 milioni di poveri abbiamo. Sono fragilità, ma sono anche, io dico sempre, quasi tutte le mattine, che non sono barboni, sono famiglie che lavorano anche in 2 persone e non riescono ad arrivare alla fine del mese, perché gli affitti alti o il mutuo, la spesa, la scuola per i bambini e poi curare. Quanto importante è invece far capire anche il sostegno alle famiglie anche con la raccolta dei farmaci. I numeri penso parlino da solo, ma soprattutto la comunità che risponde. Ecco, la comunità che dona, ma è sempre la comunità. È questo che veramente vorrei capire. Prego, dottoressa. Allora, ha detto bene Mirella, nel senso che oggi le povertà non sono soltanto le povertà della popolazione che viene da altre regioni, da altre nazioni, da altri stati. Oggi le povertà sono anche povertà locali, sono povertà che in particolare dopo il Covid, devo dire, hanno avuto un incremento, e quindi in realtà stiamo parlando anche di famiglie che effettivamente hanno, quindi povertà locali, quindi che hanno delle
delle difficoltà economiche, più che arrivare a fine mese ad accedere al bene primari, e quindi il bene primario in particolare è il bene della salute. È importante la solidarietà della cittadinanza. Devo dire che il lavoro di rete con le istituzioni è importante, perché questa giornata di raccolta, questa settimana di raccolta sono sempre patrocinate dagli enti locali, dai comuni e appunto dai sindaci, dalle ASL, quindi il lavoro è un lavoro di squadra, è un lavoro dove la Fondazione Rava si inserisce con una grande, diciamo, squadra istituzionale. Purtroppo le povertà sono, come si diceva, povertà importanti, e quindi la donazione della cittadinanza diventa un più. Un più perché di fatto già alcune cose, molte cose vengono fatte dalle istituzioni locali, ma purtroppo spesso i comuni non riescono ad ottemperare ai bisogni. Gli enti assistenziali che afferiscono alla Fondazione Francesca Rava, così come appunto ad altri enti che si occupano, ad altre associazioni che si occupano di raccolta farmaci, sono associazioni, in particolare centri aiuti vita dove afferiscono in questi empori solidali del farmaco o del prodotto, diciamo, di salute, perché voi sapete che noi trattiamo farmaci senza ricetta, quindi di fatto integratori, prodotti per l'igiene dei bambini, ma anche e soprattutto prodotti stagionali in questo momento, no? Quindi prodotti per l'influenza, per il raffreddore, per la febbre e quant'altro. In realtà questi empori solidali diventano un punto essenziale per il centro aiuti vita, dove afferiscono tante famiglie nostre, è vero, è un lavoro di squadra e noi cerchiamo di fare la nostra parte. È un problema comunque, sì. È un problema anche perché chiedo appunto a Rebecca Zorzetto capire questi ragazzi che vivono queste situazioni in famiglia, queste situazioni di disagio, perché loro si vergognano. Io vedo quando arrivano al banco solidale, sono molto tristi, fanno fatica anche ad avvicinarsi e noi dobbiamo con la massima cautela invece far capire che non è una vergogna chiedere aiuto se in quel momento i tuoi genitori non ce la fanno. Bisogna essere molto cauti perché sono come una noce, sono chiusi e guardano a testa bassa, sono trascinati dalle mamme, perché sono loro quasi sempre che vengono, perché hanno bisogno di essere aiutati a portare queste borse, perché noi diamo delle borse importanti, non è che diamo la borsetta. Però quando io la prima cosa che faccio, gli dico, invece di lasciarli là, dico vieni ad aiutarmi a fare la spesa alla mamma, così sai anche tu cosa serve. E loro rimangono, primo colpo, così, ma come? Però arrivano e dico cosa hai bisogno? Guarda che la mamma ti chiede, guarda è là la farina, metti nel... Pensa di essere al supermercato, di quella stessa cosa. Allora rompi un po' quel ghiaccio. Ma quanta tristezza, quanta paura. E sto parlando anche di ragazzi 14enni, 16enni, è là che io vedo dopo quando uscirà con questa mamma, dove andrà questo ragazzo. Io cerco di capire cosa fai, dove vai, ed è un disastro. Rebecca, è un disastro, capisco che bevono tanto, perché non c'è quel supporto, la famiglia non è in grado di supportare, non sempre sono genitori educatori, ecco qua che mi rivolgo, non è facile per questo ragazzo crescere con dei genitori che non riescono a essere educatori, o per paura, o perché non riescono a gestire la situazione, culturalmente non ci sono. Però è la fragilità, e cosa facciamo con questa fragilità? La scuola arriva fin là, ma il nemico è dietro l'angolo, l'alcol, la droga, il fumo, hanno di tutto, il gioco. Prego, Gianpietro. Mi viene da dirti questo, Mirella, allora, e ne approfitto per fare una sottolineatura. ACAT non è un'associazione che sia un ente astratto, no? ACAT è fatta di famiglie che si ritrovano intanto almeno una volta a settimana in quelli che chiamiamo i club, e che rappresentano una parte della nostra comunità, no? Per questo a noi piace, e ti ringraziamo quando ci inviti, perché vogliamo far sapere che siamo sul territorio e che siamo una parte della comunità, no? I club funzionano così, ci sono delle famiglie che si autosostengono rispetto alle problematiche che possono essere quelle che hai ricordato tu, alcol, droga, gioco d'azzardo e cose di questa natura, ma ed è molto importante e va anche nella direzione della povertà che hai appena ricordato, perché ci sono modi diversi di esprimere la povertà. Abbiamo aperto l'accoglienza nei club a nuovi disagi,
perché la realtà che viviamo oggi non è più solo la realtà del problema in sé, no? Le sostanze piuttosto che l'alcol. Ci sono nuove solitudini, mi piace chiamarle così, ci sono dei disagi sociali che lasciano ai margini le persone che sono davvero molto forti, molto violenti e che poi magari sfociano nell'alcol o in altre cose. Ecco, noi nei club accogliamo anche persone che vengono lì e non hanno un problema di alcol, non hanno un problema di droga, ma sentono il bisogno di condividere una situazione di un'esistenza che è problematica e difficile. E sono le famiglie. No? Noi lavoriamo certo con il CERD, con l'USL, no? Con le istituzioni sanitarie, e questa collaborazione, questo fare rete è fondamentale. Però la possibilità che noi aiutiamo le istituzioni sanitarie locali con le persone che si mandano avanti da sole e risolvono almeno quei problemi che sono risolvibili tra di noi, mi piace dire, è una realtà importante, e ci entrano anche questi tipi di povertà e di situazioni difficili che possono trovare una risposta proprio nel rapporto con le altre persone che capiscono bene quello che stai vivendo. Rebecca, questi giovani che poi, come ho detto prima, sono delle noci molto spesse, fai fatica a entrare, ma perché non si fidano? È là il grande problema, ma se tu riesci a rompere questa noce, dietro c'è un frutto meraviglioso e buonissimo. Il problema è rompere la noce, perché vuol dire impegnarsi, vuol dire mettersi in prima linea, mettersi in gioco, ecco, e soprattutto capire cosa c'è dentro questa noce, chi c'è dentro questa noce, anche se l'apparenza è una noce anche brutta. E invece dopo, come ripeto, se riesci a romperla, ma chi ha il coraggio di romperla? Ecco, tanti genitori mettono la polvere sotto il tappeto, abbiamo visto questi ragazzi che bevono, ma non sento molti genitori che si avvicinano anche a istituzioni che abbiamo per dire cosa faccio con mio figlio. Io, quella mamma, avete sentito quella lettera di quel ragazzo che è stato ucciso qui a Treviso? Questa mamma che ha detto: ho bussato a tutte le porte e non sono stata ascoltata. Io sfortunatamente questa mamma l'ho conosciuta, mi sono accorta quando l'ho vista al funerale, e lei era arrivata anche da me, però non voleva essere aiutata. Io la incontrerò, questa mamma. Lei aveva paura di spiegarmi cosa c'era all'interno della sua famiglia che non andava. Diceva e non diceva, si avvicinava, ma nel momento che la prendevo per mano mi sfuggiva. E non sono riuscita, perché non l'ho più vista, non ho più avuto notizie. Però lei non riusciva a superare quel disagio che viveva anche lei, bloccata dalla paura. Allora, anche questa paura, dobbiamo parlarne, Rebecca? Certo, infatti i club ACAT sono aperti a tutta la popolazione. E qual è il problema? Che i giovani fanno fatica ad avvicinarsi, perché molti giovani passano per i nostri club e poi dicono: no, non è un problema mio. Nel senso che loro sanno di avere un problema, però hanno paura di affrontarlo. E quindi noi siamo molto accoglienti, e appunto non si parla solo di alcol, ma si parla di solitudine, di altre problematiche, e noi siamo appunto, i club sono fatti da famiglie che creano una rete, noi ci siamo, anche se una persona viene, dopo non viene più e ritorna, noi siamo sempre pronti ad accogliere senza giudizio. Ma la problematica di oggi è che le persone hanno paura di riconoscere di avere un problema, di esporsi. Anche l'importanza di andare nelle scuole con ACAT è che loro, anche durante i momenti magari conviviali, vengono a chiederci: ma posso, come si accede alla vostra associazione? E magari hanno un familiare che ha paura di esporsi e loro soffrono tantissimo, però il problema è dove vado a sbattere la testa. Ma in realtà noi ci siamo, cerchiamo di farci conoscere sempre di più e diciamo a tutte le persone: abbiate il coraggio anche di farvi aiutare, perché è molto importante accettare di avere un problema e accettare di farsi aiutare, come questa mamma che diceva lei chiedeva aiuto, però poi aveva paura di essere aiutata. Esatto. Questo è importante. Fuggiva dall'aiuto. Noi vediamo tante famiglie che fuggono
dal nostro aiuto, noi diciamo siamo qua per aiutarvi e questo ci fa molto male, perché noi diciamo siamo qua per aiutarti senza giudizio, vieni, e le persone purtroppo fuggono. Io non sapevo neppure il cognome perché non sono riuscita veramente ad agganciarla, perché come hai detto tu, nel momento che lei riusciva anche a capire che doveva essere aiutata, nel momento però che era là scappava, scappava e fuggiva perché la paura prendeva il sopravvento e aveva paura di qualcosa. Chiederò a questa mamma, la incontrerò di sicuro. Adesso io vorrei vedere anche questa foto di questo bambino sulla spiaggia, questo bambino siriano che tutti ricordiamo, dei tanti bambini che non abbiamo la foto e che sono morti perché qualcuno non è riuscito ad arrivare a loro. Questa foto che mi accompagna a Sveglia Veneti spesso, perché non si può dimenticare, questa è storia e dovrebbe essere una storia che non dovremmo più rivedere e invece continuiamo a vedere e a sentire. E qui gioca molto bene invece la Fondazione Rava, perché la Fondazione Rava è nel mondo per arrivare vicino anche a questi bambini, a queste fragilità. Prego, dottoressa Vecchioni, qualcuno mi dice è potente quella foto, perché la foto è la storia, io non posso raccontarla, bisogna che qualcuno veda cosa vuol dire la disperazione, la povertà, cercare un posto migliore per sopravvivere, non per vivere, per sopravvivere. Prego, dottoressa. Sì, la foto è la storia, è vero, e non possiamo nemmeno voltarci indietro e fare finta che tutto questo non appartenga al nostro mondo reale. Quindi la Fondazione Rava si occupa da tanto tempo, da anni ormai, proprio dei bisogni dei piccoli, ma a partire proprio dalle famiglie in difficoltà in tutto il mondo, in particolare nei paesi del Centro America, dove voi sapete noi abbiamo delle case famiglia, in paesi considerati a partire da Haiti il quarto mondo, ma poi oltre ad Haiti abbiamo case famiglia, perché non ci piace chiamarli orfanotrofi, perché di fatto si tratta di luoghi dove i bambini vengono portati perché sono in assenza di genitori e vengono portati via dalla strada. Quindi parliamo dell'Honduras, della Nicaragua, della Bolivia, appunto della Repubblica Dominicana, che non è Santo Domingo che noi siamo abituati a conoscere naturalmente in altri frangenti, ma è una realtà di grandissima povertà come tantissimi altri paesi del Centro America, El Salvador e quant'altro. Però in realtà la Fondazione Rava si occupa anche di progetti di luoghi italiani. Abbiamo per esempio 2 case famiglia molto importanti, uno in Calabria, nella Locride, e uno in Sardegna, in territori che sono stati donati alla Fondazione, dove vi sono realtà di ragazzi e bambini nostri che sono in attesa di affidamento dai tribunali e che sono vittime di realtà drammatiche familiari, quindi di abbandoni e non soltanto. Quindi in realtà quando parliamo della realtà della Fondazione parliamo di realtà di aiuti locali, cioè in loco, e di aiuti anche, come è successo per esempio in Ucraina, con la guerra in Ucraina i primi anni, perché ormai è una guerra che accompagna, e come è successo nella striscia di Gaza, la Fondazione Rava si organizza per l'invio di prodotti necessari appunto alla sopravvivenza e alla salute, proprio strutturati appositamente per poter arrivare a destinazione. Quindi quando parliamo di questo tipo di problematiche e soprattutto di famiglie con bambini e bambini piccoli, e questa foto non si può guardare, nel senso che sono d'accordo, Mirella, è una foto che spacca il cuore, ma che ricorda la realtà del nostro genere umano e ricorda la realtà di questa era storica che è massacrata da decine di guerre, ma noi come Fondazione cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano nell'emergenza, quindi abbiamo fatto appunto il discorso dell'emergenza ucraina e dell'emergenza Gaza, ma poi anche nella continuità. E la continuità, come dicevamo prima, vuol dire povertà locale, vuol dire povertà chilometro zero, vuol dire bisogno sanitario di sostegno su tutto il nostro territorio giornalmente. La Fondazione, voi sapete, ha delle farmacie solidali cosiddette, che sono per esempio quella di Cinisello Balsamo, quella di
San Giovanni in Persiceto, cioè ci sono delle realtà dove la fondazione ha degli empori appunto del farmaco da banco da poter essere utilizzato, e poi collabora con le farmacie italiane in questo senso. Grande fatica ma grande spirito di squadra, come dico io. Dottoressa Vecchioni, non le sembra però che anche le farmacie sono diventate dei punti di ascolto per le fragilità? Non ci sono più i preti, i medici di famiglia mancano e le farmacie sono diventate un punto di sfogo anche dove questi, specialmente diversamente giovani con varie patologie, possono essere ascoltati. O sbaglio? Prego, dottoressa. Sì, ti ringrazio Mirella per questo aggancio, perché in realtà io vivo nella realtà della farmacia da tanti anni e ho visto come è cambiata la farmacia. La farmacia è sempre stata un punto di riferimento sociosanitario, indubbiamente da sempre, però oggi in questo momento storico è un momento in cui la farmacia si pone come un punto essenziale nell'asset territoriale della sanità. Oggi la farmacia non distribuisce soltanto farmaci, ma eroga servizi, questi servizi che possono salvare la vita, perché a partire per esempio dalla telemedicina, ma come dici tu è un centro di ascolto. Noi facciamo moltissimi progetti con, per esempio pensiamo all'associazione Alzheimer, l'associazione per i ragazzi autistici, parliamo della violenza sulle donne, per esempio, parliamo degli enti che si occupano della donna, della patologia oncologica. Cioè oggi la farmacia, grazie ai servizi e grazie alla professionalità del farmacista, quindi di chi lavora all'interno delle nostre farmacie, offre l'opportunità al cittadino di usufruire di questi servizi e di poter avere un aiuto in più proprio nell'asset sanitario. Spesso la struttura pubblica fa fatica perché naturalmente c'è carenza di personale, le strutture pubbliche hanno delle difficoltà, la farmacia si inserisce in questa catena di sanitaria cercando di fare la propria parte, sempre rispettando i ruoli, questo non c'è dubbio, però la squadra e il lavoro di rete con le associazioni, che si tratti di malati, sia che si tratti del Tribunale del Malato, di Cittadinanza Attiva, ma anche di tutte le associazioni che si occupano di fragilità, è una delle mission che oggi identifica la farmacia come un punto essenziale nel territorio. In effetti io ho fatto anche richiesta tramite il presidente dei medici di base che le farmacie abbiano un elenco delle associazioni di volontariato, perché non c'è. Non ce l'ha il medico di famiglia, non ce l'hanno le farmacie, anzi io direi che sarebbe utile metterlo anche nei supermercati, nei negozi, perché siamo in tanti ma non ci conoscono e se non ci conoscono non arrivano a noi, perciò ci deve essere questo numero visto che ne abbiamo tantissime, di persone che aiutano, che sono le associazioni. Cosa ne pensi, Rebecca? Assolutamente sì, infatti noi stiamo cercando di creare un collegamento con i medici di base. Sarebbe una svolta anche perché è proprio il medico di base che vede sempre la persona e capisce qual è la persona sola, persona con problematiche, potrebbe inviarci le persone direttamente. Ad esempio in alcuni club, ad esempio nel mio club sono state inviate persone dal parroco, perché i parroci, i medici di base ma anche le farmacie, stiamo cercando di creare una rete sempre più forte nel territorio in modo che le persone ci conoscano, in modo che le persone che sono sempre più sole. La prossima appunto malattia sarà la depressione e la solitudine è divagante. Le persone prima avevano anche il vicino di casa, l'amico, la famiglia, adesso sono sempre più sole, quindi l'importanza dei medici di base, delle farmacie, della rete territoriale è fondamentale. Bisogna fare squadra, là è il problema, siamo troppi campanili, non si va da nessuna parte con ognuno il proprio orticello, il proprio campanile, perché veramente la comunità sta chiedendo aiuto e visto che abbiamo queste associazioni di volontariato cerchiamo anche di farle conoscere. Prego, cosa vuoi dire? Come vuoi lasciarci, Gianpietro Cecchettin? È una grande evidenza e ce ne accorgiamo quelle poche volte che ci mettiamo assieme alle altre associazioni, no? Perché scopriamo un mondo che anche noi, che siamo associazione e quindi facciamo volontariato in modo diciamo anche organizzato, no? Non conosciamo bene, quindi l'esigenza di conoscerci c'è.
Per lasciarci, Mirella, ringraziandoti ancora per questa opportunità, mi viene da dirti una cosa molto concreta e semplice che è uscita proprio in un nostro incontro di club la settimana scorsa, parlando di giovani, di fuga dal problema, no? Allora, la cosa fondamentale per cominciare a lavorarci è avere consapevolezza del problema, ma a volte non basta, perché poi c'è lo stigma degli altri, la vergogna, no? Vado nel gruppo, sono l'unico che ho assunto magari per consapevolezza mia personale il fatto che non bere, ridurre il bere, no? Perché partiamo da lì, è una strada sensata e mi respingono, no? Però il ragazzo più giovane che abbiamo in club da noi, no? A Mestre, la settimana scorsa ha detto: guardate, bisogna finirla di pensare che adesso che ho fatto questa scelta per me il bar non esiste più, io ci vado in bar e quando i colleghi e gli amici mi invitano ci vado, ma non solo. Io che non bevo sono l'anima della festa. Ecco, è questo il messaggio che mi piace, se possiamo chiamarlo messaggio, si può divertire anche senza bere. Alcuna retorica, ma molto concreto, che mi piace lasciarti. Grazie veramente a Gianpietro Cecchetti. Dottoressa Vecchioni, come ci saluta? Io vi saluto intanto con un grandissimo affetto da parte di tutti noi nei confronti di Mirella, della vostra trasmissione. Ribadisco, è sempre una grandissima opportunità quella di riuscire a raccontare la Fondazione Francesca Rava e a raccontare soprattutto quanto cerchiamo di fare per fare il nostro meglio all'interno delle nostre farmacie. Io vorrei salutare tutti intanto ringraziando coloro che hanno donato, i cittadini che hanno donato, che sono stati i primi veri attori di questa organizzazione, di questa giornata solidale. Ringrazio naturalmente i volontari che sono sempre, abbiamo detto, per noi molto preziosi, e mi auguro che per questo 2025 il lavoro, come abbiamo detto, delle associazioni insieme a noi, insieme ai medici, insieme alle strutture pubbliche, porti buoni frutti, perché soltanto, come diceva il collega, la consapevolezza del bene comune è quella su cui noi dobbiamo lavorare. Noi come farmacisti lo facciamo tutti i giorni, però è importante che tutti noi abbiamo la consapevolezza non di percorsi personali, ma di bene comune, perché è soltanto così che porteremo alle nuove generazioni un messaggio di futuro, un messaggio però importante. Anche i ragazzi devono abituarsi al concetto che la sopravvivenza del famoso One Planet, One Health, cioè della salute, della società, dipende da loro, ma dipende da loro se saranno in grado di lavorare bene insieme per il bene comune. Io vi ringrazio tantissimo e ci auguriamo di avere un buon anno, un buon 2025 tutti insieme. Grazie alla dottoressa Elena Vecchioni, Fondazione Rava, grazie a Gianpietro Cecchetti, familiare Associazione ACAT, grazie a Rebecca Giorgetto, servitrice e insegnante sempre di questa importante associazione. E adesso andiamo a sentire un po' di bella musica da questa meravigliosa cantautrice. Andiamo ad ascoltare. Buona domenica. Per ogni stanza che hai abitato, sguardo che hai perduto, per ogni notte che hai pregato di dormire, quella notte avrei voluto essere lì. Per sempre proteggo la finestra che hai nel cuore, per sempre proteggo tutto il vento che vi può soffiare, per sempre proteggo anche quando non lo sai, anche se non ci sarò o non ci sarai. Che hai
tracciato sulla mappa, e in quella mappa è capitato fossi anch'io. Per sempre proteggo la finestra che hai nel cuore, per sempre proteggo tutto il vento che vi può soffiare, per sempre proteggo anche quando non lo sai, anche se non ci sarò.